Dai, è finita. È finita. Ricordate, si diceva quella cosa, è finita solo quando è finita. Siete troppo pessimisti. È finita quando è finita. Allora, cominciamo. Parliamone. Come si fa? Via, così. Si appariamo. Allora, benvenuto Fazzolo Gnorri, tra l'altro, ultimo iscritto, un nome simpatico, divertente. Ci troviamo a fare i complimenti per i comportamenti del Milan, che vince questo campionato. Secondo me dobbiamo fare un po' di riflessioni, ovviamente questo è il post partita di Spezia-Napoli, dobbiamo parlare di Spezia-Napoli, ma chissà quanti di voi avranno voglia di parlare di Spezia-Napoli. Però hai capito, 3-0 di qua, 3-0 di là, trucco di qua, trucco perché pure l'Inter alla fine vince 3-0, dimostrate che comunque finiscono lì fino alla fine, però hanno fatto degli errori nel girone di ritorno che sono costati cari e il Milan ne ha approfittato e il Napoli no. Si può dire come summa di tutte le cose. Poi tra un po' ci sarà la cosa della salvezza, non lo so quanto tempo saremo live, dipenderà dai vostri like. Cominciamo a lasciare i like e andiamo a salutarvi un pochino, così non si accavalla niente. Per esempio Pietro Formisano, Raffaele con i like preventivi, Pasquale caro tenuto, tutte le tifoserie. È vero, lo sai che è vera sta cosa, perché guardavo, capito, la festa, la Lazio fa festa, la Roma sono tutti contenti, forse la Juventus, perché guardando non ho visto adesso l'ultima partita dell'Inter, perché ho guardato un pochino di più quella del Milan. Non lo so se l'Inter, però l'Inter comunque si porta a casa Supercoppa e Coppa Italia. Secondo me i tifosi questo lo rispettano. Forza Juventus, perché nell'addio di Chiellini, appena insomma è stato inquadrato Agnelli, c'è stata un po' di contestazione anche là, diciamole tutte le cose. E mentre tutte le altre sembrano tutte contente, squadre che retrocedono, applausi, noi invece siamo un po' così. Faccio l'ogno, eccolo qua. Ma tu hai capito che se il Napoli avesse fatto il proprio dovere, certo, lo so, tutti i se, lo so. Peggio di Napoli-Verona, questo ci deve far ricordare che insomma ci sono le Napoli-Verona, ci sono le Empoli-Napoli, ci sono partite che ogni volta ne possiamo prendere ad esempio e ce le devono spiegare, è successo qualcosa di strano. Un po', ragazzi, per vincere servono tante cose, noi l'abbiamo detto in continuazione, e non ce le abbiamo tutte le cose. Poi si può vincere lo stesso, però è più difficile in una condizione quando ti mancano tanti tasselli. Voi dite, perché per esempio una figura vicepresidente, direttore sportivo, una figura mediana di cui si parla spesso, dice ma l'Inter c'ha Zanetti, non hanno vinto, allora basta quello. No, però hanno vinto l'anno scorso con Zanetti. Poi la Juventus c'ha Nedved, sì, però pancia piena, ne hanno vinti 6.000 prima. Maldini fa parte, ecco qua, si spegne tutto e quindi io mi blocco. Quando si spegne tutto si blocca tutto. Non capisco. Speriamo che sia tutto a posto, però non capisco. Ci sono dei problemi, delle problema. Ecco. Problematiche, secondo me è la cosa che dicevo con gli amici Bellini, che troppo calore in questa stanza nucleare. Speriamo che la live ce lo fa fare. Like preventivi da Valentina Savino, Carlo Miele, Kepler, Rafa Film, Francesco L. Questo è vero, Pep di Palma. Rientro da Milano, esatto, grazie Pep, poi te la recuperi, va benissimo. Polli, Giorgio Mele, Luigi 73, Stream Element sta funzionando, 60 like preventivi
facciamo un brindisi per la vostra fedeltà. Navajo, Marietto delle Vedove, giusto così, in un campionato così scarso, secondo me pure è giusto così. Armando Guida è stato 13 volte in testa, non è stato capace di vincere questo titolo, siamo un po' venuti meno nei momenti in cui non dovevamo venire meno, è sempre così. Scrivo tesi di laurea e seguo la live, impazzisco. No, Mare, sei pazzo, recuperatela dopo. Però a 45 anni i miei complimenti per aver fatto questa scelta, aver voluto anche non da giù, perché magari studiare quando non c'hai pensieri e cose è più facile, non è facile quando l'età aumenta, quindi complimenti. Un saluto dal Brasile, ma scattano tutti, lo so Marietto, lo so, non ci posso fare niente, il computer devo buttare tutto. Ci sono delle problematiche, sono volati tutti i messaggi. Vedi, è Alberto che è carino, tifoso del Milan, che ci sta seguendo da un po' di tempo. Saluta tutta la community. Ciao Valerio, oggi Milan, domani spero voi. Molto carino, molto molto fair play. Grazie Alberto, ci piace questo atteggiamento. È molto carino da parte tua. Buonasera Alessio, buonasera Carmine, buonasera Alberto. E 120 like, è ben fatto, bravissimissimi. E se mi seguite su TikTok ho postato, che poi io li posto anche su Instagram, però prima su TikTok vanno postati, l'ultimo remix di Polly sulla mia reaction, una cosa esilarante. Molti tifosi dell'Inter hanno lasciato San Siro durante l'intervallo, ma non è che sono tutti meglio, eppure è giusto dirlo, evidentemente un po' di delusione è scattata. 17 anni, 3 scudetti persi, con questo sono 4, sempre per non spendere €1 in più. È normale che c'è contestazione, arriva un Milan che era disastrato e in soli 2 anni vince lo scudetto. Disastrato sì, però hanno fatto un percorso, hanno fatto le cose giuste piano piano, hanno inserito dei tasselli di esperienza in una squadra giovane, hanno sistemato alla società, nonostante, capito, stanno in mezzo tra una vendita e un'altra, però ci sono dei punti chiave che sono stati confermati e io insisto su un mio cavallo di battaglia: dare continuità ad un allenatore può fare la differenza. Perché l'allenatore conosce meglio l'ambiente, conosce meglio i giornalisti, si prende meno appiccichi probabilmente, sa dentro e fuori pregi e difetti della squadra e dell'ambiente, ogni filo d'erba del proprio stadio e del proprio campo di allenamento quando è di tua proprietà, polemico. E io pensavo, ne parlavo con gli amici, anche il fatto, lo dici, sì, hanno perso Kier, hanno messo Tomori e Calulu, sì, però è anche il coraggio di mettere fuori il capitano Romagnoli, che forse era un po' sopravvalutato e qualche erroruccio di troppo lo faceva, e il capitano se ne sta in panchina perché abbiamo trovato un equilibrio e andiamo avanti così. Anche questo potrebbe essere una chiave. Hello Aniello, censura televisiva di 10 minuti, sì, questo è un tema che sicuramente affronteremo. Mi dicono insomma di cori contro Maradona, poi risposte da parte dei tifosi del Napoli, tentativo di invasione, tafferugli, poi c'è stato un precedente prima della partita, si parla di pulmini distrutti, poi ci sono cose dopo la partita, insomma uno spettacolo veramente indecente per una partita che non aveva niente da dire, quindi non ci dovevano essere. Piccolo rumore, un po' in una motocicletta nel paradiso di dove abito. Insomma, veramente brutto. La censura poi è una scelta che insomma chiederemo a chi di dovere se è giusta o no. Buonasera il Dario, ho provato una delusione, una tristezza maggiore dell'anno dei 91 punti, il rimpianto più grande da quando tifo Napoli. E stai parlando le parole di Mertens, stai raccontandoci le parole di Mertens, che ha detto esattamente le stesse cose. Buonasera Ciro, scattano tutti i messaggi, sono scattati, non ci posso fare niente. Il potere economico del Nord vince sempre, la vittoria del Milan certifica la scarsezza della Serie A. Io sono d'accordo su questo,
Intanto un tifoso del Napoli ci ha rimesso male. Giovanni Cirillo mi aggiorna su questa cosa qua. Non ho seguito poi gli sviluppi di quei tafferugli e questa è una cosa che mi fa malissimo sentire per vari motivi, ma ringrazio Virgilio Bandiera che non è mai mancato alla sua bellineria. Auguri agli amici tifosi, Milan scudetto costruito. Bello, messaggio bello, giusto, di classe, elegante, senza asti. Guardate che belle. Se il Napoli avesse la metà della bellineria della mia community, ma saremmo un esempio per tutti. Ma che meraviglia. Raul Cigliano, speriamo a dire le vende, altrimenti non si vince né l'anno prossimo né tra 10 anni. Dobbiamo vedere che cosa succederà con la doppia proprietà. Polli ringrazia e io ringrazio Polli. Noi abbiamo perso Di Lorenzo, dopodiché con Malquit e il povero Zanoli, giovane e inesperto, abbiamo sofferto su quella fascia nel momento decisivo. Sì, però hai capito, è troppo poco chiudere in Di Lorenzo questa cosa qua, perché poi la prima partita Zanoli onestamente la fece anche bene, ricordiamoci tutti. Poi in quella partita specifica dove Zanoli veniva da gastroenterite, si fa morire nel primo tempo e deve entrare Malquit, ovviamente ci diciamo tutto quello che ci dobbiamo dire, però il problema è a monte, è che tu non è che puoi avere un terzino solo e dall'altra parte ne hai uno solo, se tu vuoi stare tranquillo devi avere qualche cosa che fa stare tranquillo l'allenatore. Forse l'allenatore ha un po' sopravvalutato la rosa, o a suo malgrado ha dovuto accettare quello che era, perché non c'erano offerte e senza offerte non si poteva comprare, ricordiamoci tutti. Quindi è difficile dire a bocce ferme questo è l'anno buono, la squadra è fortissima, non lo so. È il famoso discorso che si è fatto, ma questo Milan non aveva niente più del Napoli. Anche su questo non lo so onestamente, perché la voglia, la garra che ci hanno messo oggi, e non solo oggi, perché oggi è stato il culmine dove le gambe non sono tremate, le gambe del Milan, anzi sono tornate, funziona, le gambe del Milan non sono tremate, però sono parecchie partite, no? Nelle ultime 10, 8 vittorie e 2 pareggi, mi pare. Mario Cutolo, non leggo. Mario, mi sono perso il tuo messaggio, me lo puoi scrivere tra i commenti? Perché si spegne tutto qua, devo comprare un nuovo televisore. Mannaggia, è sonno. Mettimi a fuoco, guardami nell'anima, ecco qua. È sonno, probabilmente anche il computer ci avrà sonno, non lo so. Mario, per favore riscrivimi e ti ringrazio tantissimo per la tua generosità. Complimenti al Milan, ho un club Milan vicino casa, si sentono caroselli e cori. Per un attimo mi sono illuso che stavo festeggiando la 14ª presenza in Europa. 13 anni in Europa. Zanoli ha sempre giocato benino, a parte con l'Atalanta in cui ha giocato benissimo, e più che altro Malquit difficoltà a scrivere con la sinistra. Ah già, ragazzi, lasciate like per Marietto, rilassati, belli, Marietto che non c'ha il gesso e la mano destra, mamma mia, senti, rilassati, non moderare, giusto goditi la live così. Fate gli auguri di prontissima guarigione a Marietto. E cosa niente. Posso essere solo contento che la Juve è rimasta dietro di noi? Sì, vinceremo in futuro. Credo che Zanoli è buono, il Milan è più forte. E ci siamo. Il tremore che fa la differenza. Questo anche, sì. Mettimi a fuoco. Angioletta, eppure sono convinto che se fosse stato Di Lorenzo non avremmo fatto una fine così. Non lo so, Angelo, non lo so. Troppo, anche perché ragazzi abbiamo steccato partite anche con Di Lorenzo in campo. Di Lorenzo, il salvatore della patria, non ci sto.
abbiamo perso partite decisive con Di Lorenzo in campo all'andata, sempre in casa comunque, quindi non è che con Di Lorenzo in casa e poi tutto su Di Lorenzo, allora dateci 10 milioni all'anno a Di Lorenzo, la fascia eccetera eccetera, e non esce più. No, oltretutto impariamo, spero, perché io da Spalletti, questo al di là del discorso Mertens, io spero da Spalletti di avere un pochino di più di non dico un turnover forzato, ma ogni 10 partite, 9 partite, anche se la squadra va bene, lo vuoi far fare un turno di riposo a Di Lorenzo, un turno di riposo a Rachmani, un turno di riposo a Koulibaly, perché io che Rachmani pure lo stavo vedendo che stava facendo delle stronzatucce, questo poi deve essere quel di più che ti deve dare l'allenatore esperto. E secondo me, poi non ho seguito bene, ma secondo me Pioli nelle rotazioni a centrocampo, i terzini, Calabria, ogni tanto Florenzi, ogni tanto Calabria, ogni tanto Calulu a destra, ogni tanto, a parte qualcuno che è inamovibile, vabbè. Vediamo cosa succederà. Complimenti per l'onestà e per come ci tieni compagnia. Saluti dalla Svizzera, complimenti al Milan. Grazie Giancarlo, grazie mille. Siete anche voi che mi tenete compagnia, non solo io a voi. Il Milan 4 anni fa accettò di non andare neanche in Europa League per ripartire da zero. Noi avremmo accettato questa cosa qui. Guarda Francesco, si va in Europa League, non è che tu non vai e ci devi anche andare, sarebbe per me, io mi sarei arrabbiato non andare, però ci vai per farla l'Europa League, per puntare a vincere, per puntare ad arrivare il più lontano possibile. Se invece arrivi a inizio stagione dici non ci interessa, e lì vado in difficoltà. Ringrazio Faccio lo Gnorri e torno anche un attimo indietro per vedere se Mario mi ha mandato qualche messaggio, poi non lo so se lui sta anche su YouTube o semplicemente se lo guarda dalla televisione, non lo so. Cerco di tornare un attimo indietro, ma non ti vedo. Mario Cutolo, ti prego, volevo leggere il tuo messaggio, c'era qualcosa sull'Empoli. Vabbè. Buonasera Max. Tra le rotazioni di cui hai parlato, Spalletti a mio avviso doveva e poteva far rientrare Demme. Sì, anche lì sì, siamo d'accordo che poi il centrocampo è andato bene eccetera eccetera, però quando poi ti è venuto meno anche Demme, avete visto come il dinamismo con Lobotka che rimaneva più bloccato, addirittura abbiamo visto Lobotka venire in mezzo ai due centrali oggi. Problema. Qual è il tuo problema? Il cavo fa troppo caldo, si sta surriscaldando. Qual è il tuo problema? Maledizione. Forse mancano i like. Forse è una questione di like e si spengono gli schermi. Bakayoko campione di età. E intanto. Io sono un estimatore di Gattuso, sono convinto che con lui avremmo fatto meglio, non per esperienza ma per la continuità, sono d'accordo. Ora nuovo ciclo, diamo 3 anni a Spalletti e vediamo. Guardate Pio, sposo questo messaggio, anche se qualche cosa non ci è piaciuto, non ci è convinta, fatelo lavorare adesso, facciamo quadrato, facciamo scudo, facciamo squadra e vediamo se queste cose, partiamo da un buon finale come si era partiti con Gattuso, quindi un trend positivo, vediamo di continuare questo trend, vediamo se perché poi purtroppo bisognerà fare mercato, quindi sarà quasi come ricominciare da capo, ma non arriveranno offerte per tutti. Allora se tu riesci a sostituire dei giocatori chiave che perdi bene, non dico che la coperta si allunga esageratamente perché mancheranno ancora delle cose di strutture eccetera eccetera, però partiamo da una buona difesa che comunque è finita come migliore difesa del campionato insieme al Milan che vince e cerchiamo di allungare un pochino questa coperta anche in attacco. Secondo me si può fare. 150 like. Demme è stato molto infortunato, sì, ma quando poi è ritornato non ha mai più visto il campo, dobbiamo ricordarci tutto, anche quando è tornato a disposizione. Loi
tifoso atalantino, io poi mi scordo sempre, tifoso, credo atalantino, a me Gattuso piacerebbe vederlo a Bergamo. E chiedo a te, Loi, hanno confermato Gasperini, se non sbaglio, anche per l'anno prossimo, che poi è interessante come personaggio in un contesto come Bergamo, interessante proprio. E ringrazio Vittorio Penza per la sua donazione e per il suo supporto, grazie. Se riesci a vedere il messaggio di Mario dopo la sconfitta, ho dato le dimissioni da tifoso, dopo non si vede. Grande Marietto, dimissioni da tifoso. Ma secondo me Mario Cutolo alla fine noi l'anno prossimo qua stiamo sempre. Così credo. In questo momento con il cave chi te vive della Geminzi, che cazzo da banca? Sì, perché poi amici Piolini mi dicevano pure, c'era un amico che diceva, Setted si sentono le ventole che fare così, ma perché io devo trovare un modo, è normale che si sente un po' di rumore di sottofondo, perché qua per avere il Vesuvio, ecco, non posso mettere in condizione, allora devo ristrutturare un pochino tutto, datemi il tempo di farlo, lo farò, state tranquilli, se poi scoppia tutto ci vediamo su Instagram. Mo dobbiamo imitare il Milan, 2-3 innesti di grande esperienza abituati a vincere e trattenere i giovani promettenti. Vi ricordate nel momento buio di Ancelotti chi trascinava la squadra? Llorente. Bello il paragone Llorente-Giroud, se vogliamo. Ci sta come idea. Sì, avere un paio di elementi che hanno vinto in squadra ti fa la differenza, ragazzi. Ibra si dirà, ha giocato pochissimo, eccetera, eccetera. A parte che gioca pochissimo lui, c'ha i Giroud alle spalle e non è poco. Quando non c'è Osimhen tu hai Mertens e va bene, però l'altro poi, se poi volevano giocare insieme, l'altro è la Petagna, che con tutto il rispetto non è che abbia fatto grandi stagioni a livelli di vittorie, eccetera, eccetera. Però questo è una delle cose che può farci migliorare. Diego Pugliese, buonasera Valè, tweet pate, no, non l'ho letto. Me lo scrivete? Me lo riportate? Grazie Diego. Me lo riportate, ma recente e adesso? Fatemelo sapere, riportatemelo virgolettato, proprio letterale, e io ve lo commento. Mi fa più male questo che quello perso in albergo. Roberto, come la pensa anche Mertens. Spalletti meriterebbe uno scudetto, però se litiga sempre con i capitani qualche limite lo deve pure avere. Eccolo, questo vedi, questo è proprio come si dice, il giudizio di chi è tifoso di un'altra squadra e non ha seguito il Napoli nello specifico. Spalletti non ha litigato con Insigne, anzi all'inizio c'erano un pochino di sostituzioni continue per Insigne, ricordatevelo. Tra l'altro a me piaceva pure, perché non è detto che le deve giocare tutte, anzi, ed era proprio una delle cose che dissi a Gattuso, una cosa che Di Lorenzo e Insigne arrivarono scarichi alla partita col Verona, quindi a me piaceva far saltare qualche minuto ad Insigne, ma poi Spalletti invece non ha avuto problemi con Insigne, ma ha avuto problemi probabilmente più con Mertens, non problemi di litigi, però come utilizzo lo dobbiamo registrare, e così è successo. Quindi non proprio con Insigne, anzi tutti si aspettavano Insigne, la storia, Totti, i Cardi, eccetera eccetera, ma Insigne anzi è stato super coccolato da Spalletti fino alla fine. Arriviamo a questi 200 like prima che si rompa il computer. Giorgio Mela, eravamo lì, ma nel momento decisivo abbiamo staccato 3-4 partite, l'Inter si suicida con Bologna, mentre il Milan è stato cinico. E poi Giroud e la catena Leao Teo. Hanno fatto la differenza, non c'è dubbio. E oggi pure si è visto, perché proprio palla al centro, Teo che fa tunnel e se ne va. Leao stava freschissimo e oltre alla freschezza quest'anno ci ha messo anche la voglia. Se mi si viene a dire il giovane più importante della Serie A, l'MVP giovane, secondo me Leao se l'è lottata con Osimhen fino alla fine. Poi non lo so perché è stato scelto Osimhen. Leao forse ancora in qualche fase un pochino discontinuo. La discontinuità di Osimhen è più data dal fatto che ha giocato poche partite, quindi probabilmente si è pensato come potenziale giovane che Osimhen avesse più numeri così. Però Leao oggi ha fatto 3 assist. Non si porta il pallone a casa, però
Caspita se ha inciso. Caspita. Una tirata di orecchie dal principe dei Bellini la faccio io ai tifosi milanisti che l'anno scorso avevano massacrato Leao e quest'anno gli regala lo scudetto. Vedi la prudenza, un po' di cautela nei giudizi. Sì. Comunque è proprio vero che nella bobotte piccola c'è il vino buono. È proprio vero. Voi criticate legittimamente ADL, pensate che noi abbiamo Percassi che nonostante terzi posti plusvalente in incassi dichiara obiettivo salvezza e ieri si è detto soddisfatto. Vedi, allora sì, su questo ti abbraccio Loi, perché qua è prendere in giro i tifosi. Se tu vieni dalla Champions, vieni da stagioni tutte positive dove ti metti davanti al Napoli, dichiarare l'obiettivo salvezza è una presa in giro per i tifosi e dichiararsi soddisfatti è una presa in giro, perché non si può essere soddisfatti quando c'è un crollo verticale. Ti sei salvato, benissimo, ma soddisfatto non puoi essere. Su questo non c'è alcun dubbio. Ricordi quando aveva questo conflitto Gattuso con i giornali? Ricordi male all'occhio? Come no? Ha vissuto a Napoli anni tossici, si è fatto male, ma i giocatori lo amavano e sono convinto più di Spalletti. Guarda, i giocatori del Napoli sono bellini, sono bravi ragazzi. Ho visto anche adesso una storia di Meret che fa i complimenti a Marfella e dice te lo meriti, fratelli. Sono proprio bravi ragazzi e secondo me il vichingo guarda il paradiso che è alle spalle e capisco perché mi sono perso Napoli, il Napoli e prima o poi il Vesuvio lo faremo esplodere di gioia. Grande amico mio, grazie mille. Sì, è bellissimo, devo dirvi la verità, io ieri ho postato una storia su Instagram che non è poco, anche avevo una view di Manhattan, niente male. Diciamo che sono fortunato tra Napoli e New York, non mi posso lamentare, quindi grazie vichingo. E sul discorso di Gattuso io sono tendenzialmente d'accordo, ma non fatevi sentire perché altrimenti Gattuso out, stracciamo tesserini eccetera eccetera. Visto che l'obiettivo per quest'anno è la qualificazione in Champions, per la prossima stagione quale sarà l'obiettivo che servirà a parare il presidente? Bella domanda. Questa è una delle cose che Spalletti ha rimbalzato nelle conferenze. Stabiliamo bene gli obiettivi in modo tale che se io li raggiungo nessuno mi può dire niente. È la difesa del suo lavoro e ci sta. Mariano Numitone, senza messaggio, grazie mille per il supporto amico mio. Grazie Mariano. Sei apparso. Quindi si potrebbe dire l'obiettivo è confermarsi in Champions e quindi si tolgono dalla cosa. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle una delle 3 del condominio delle sorelle, però Spalletti già ha detto le sorelle sono 8, quindi se arriviamo più dietro ed è difficile. Quindi molto dipenderà da che mercato si farà e da che mercato faranno le altre, perché non è semplice. Troppo dei bravi ragazzi. Sì, secondo me questo è uno dei difettucci. Sono buoni, sono carini, non sembra a volte avere quella cosa che si mangiano l'avversario perché questa è la partita mia, non voglio sapere niente. Anche un po' più cattivo sui contrasti. Il Napoli sembra un pochino sempre troppo delicato. E ringrazio Alessio Marigliano che non manca mai. Che non manca veramente mai, Alessio. Buonasera, sarà per l'anno prossimo. E speriamo, ci mette anche l'emoji. Speriamo bene di essere almeno competitivi, ragazzi, perché per lo scudetto sono troppe le cose che mancano. Io non posso dirlo adesso, sarebbe che dice, già lo sai, e se viene Messi, non viene Messi, eppure se venisse qualche dubbio ce l'avrei. Credetemi. Muoio, Ibra si presenta alla premiazione col sigaro e qualche cosa la doveva fare sicuramente. È il personaggio che è. Se per l'anno prossimo, come ogni anno, vedere il Milan lì sopra che è nervoso, ragazzi, si è ricreata la triade e questo noi lo dobbiamo accettare. Strapotere della Juventus per tanti anni. Marotta va all'Inter, l'Inter interrompe il ciclo della Juve vincendo, poi inciampano quest'anno, vediamo se Marotta avrà comunque continuità di ciclo eccetera eccetera, però poi si inserisce il Milan, non si inserisce il Napoli. Per me, io vi ripeto la mia posizione, lo so che vi fa male, lo so che è peccato, perché quando noi diciamo che è peccato, questo era l'anno buono,
di fondo noi, perché non abbiamo una grande fiducia di avere un progetto a lungo tempo, dobbiamo approfittare adesso che qualcuno è scivolato e che il campionato è un po' mediocruccio, così mediocruccio, hashtag mediocruccio, Polli, mediocruccio, per approfittare, perché abbiamo paura che l'anno prossimo non ci possiamo confermare. Questo è, avevate paura, pagliacci, questo è. Però io vi devo ripetere una cosa: le griglie iniziali, i presupposti e le scommesse che ci siamo fatti, perché Lobotka, puntare su Lobotka come primo sostituto era una scommessa, puntare su Juan Jesus era una scommessa, poi abbiamo tolto Manolas, abbiamo puntato su Tuanzebe, era una scommessa, Malquit Zanol una scommessa, Gulam una scommessa, in attacco dovevamo stare un pochino più tranquilli, però Mertens l'abbiamo usato pochissimo. Era questa una squadra che puntava al titolo? Difficile dirlo. Poi ci siamo trovati benissimo, però noi stavamo lì, hai capito? Con la Roma, con la Lazio, con la Juventus, con l'Atalanta. Poi onestamente la Lazio, bastavano 65 punti quest'anno per entrare in Champions. 65 punti è un campionato esaltante? No, se l'anno scorso avevi finito a 77. Sono tanti, sono 12 punti in meno. Bastavano 12 punti in meno di quelli fatti da Gattuso out, per andare in Champions e sventolare l'obiettivo raggiunto. Sventolate l'obiettivo raggiunto. Quindi questo ci fa riflettere, però io sono contento, anche se per dei meriti degli altri, di essermi lasciato le altre sorelle dietro. Io sono contento. Vediamo se riusciamo a farlo anche l'anno prossimo, perché poi certi risultati e certi progetti possono decollare, certi risultati possono portare a delle reazioni. Vediamo che cosa succederà. Allora, Gulam mi mancherà, anche a me, Mauro, tantissimo. Io ho dedicato un post. Gulam è uno di quelli che dentro e fuori dal campo, Gulam mi ha scritto di persona, nessun altro giocatore l'ha mai fatto, giocatore attuale del Napoli, gli ex giocatori sì, però Gulam mi ha scritto di persona, si è preso la briga, abbiamo parlato in privato e per me questo vale tantissimo. Prima o poi mi toglierò altre soddisfazioni, altri sfizi, però Gulam è andato oltre qualsiasi previsione e io ci tengo, e queste cose chi ama non dimentica, e mi piacerebbe vederlo dirigente, mi piacerebbe restasse come dirigente. Sì, Marcello, l'ho visto il video, come no, ed è esilarante. Poi uno può dire, però il dito medio non si fa, eccetera, eccetera, come si dice, l'esempio ai bambini, siamo d'accordissimo, però devi sempre contestualizzare. Mario Cutolo, dopo la sconfitta con l'Empoli ho dato le dimissioni da tifoso del Napoli per la 100ª volta, ma sono proprio malato e rieccomi qua. E allora vedi, caro Mario, grazie per avermelo riscritto. È proprio come ti ho risposto io, che alla fine l'anno prossimo stiamo ancora qua, come Vasco Rossi. Non c'è dubbio, siamo malati, siamo tale e quali. E così. Mi sono dimenticato che stavo dicendo. Gattuso, cosa? Perché Mertens, la strombazzata col clacson. Ciao Vale, aspetta, lo recuperiamo il discorso di Mertens perché mi interessa dirlo. Oggi allo stadio ci hanno trattato come stavi allo stadio come dei pezzenti, all'entrata controlli manco polizia, all'uscita sotto il sole per 30 minuti senza farci uscire. Caspita Nicola, questa è testimonianza diretta, ragazzi, che evidentemente Nicola è andato allo stadio e non è stato trattato bene. Ok, registriamo questo tuo sfogo, amico mio, lo comunichiamo pubblicamente. E dispiace. Ovviamente penso che tutto questo sia dipeso anche da quei momenti di tensione. Sono contento di leggerti e dimmi che va tutto bene. Dimmi che è andato tutto bene. Così come Driss. Sì, Driss per me c'ha qualcosa in più. E ritorniamo al discorso proprio di Mertens. La strombazzata, dato che noi abbiamo mandato Antox del Caffè Napoli TV ad accompagnare Di Coprio, eccetera, eccetera. Non so se Di Coprio stava facendo l'intervista con qualche televisione, così esce Mertens e fa la strombazzata, così, goliardica a ridere, eccetera, eccetera. Quindi questo fatto della strombazzata non me la fanno dire. Non me la fate dire. Giorgio Mele.
Ma al quit è una scommessa, Tuanzebe è una scommessa, la vogliamo finire di buttare i soldi, basta scommettere. Non si scommette, le bollette le dovete usare per scrivervi gli highlights. Giorgio, grazie infinite. Sei sempre brillante, devo dire la verità. Insomma, la goliardia del Claxon è una cosa poi interna del Napoli, perché dietro c'era Petagna e quindi lui lo sa e scherzano. Poi Petagna che stava sicuramente felice perché sapeva che avrebbe giocato l'ultima partita, eccetera, eccetera. Mertens sta sereno. È proprio uno sfizio, è quel fatto di farlo tra amici. Pensate a un vostro compagno di classe, no? Il vostro migliore amico, la vostra migliore amica. Ve li fate questi gesti così proprio in amicizia e in amore? E quello dimostra più amore e più amicizia che mai. Aggiungiamoci anche, è una forma di grandissimo rispetto nei confronti dei tifosi, perché quello bussa eccetera eccetera, tu potresti pure dire me ne vado, ciao, e arronzi il tifoso. No, fai il dito che io ti devo fare l'autografo, pensa quel bambino quanto... bellissimo, bellissimo. Poi se mi volete dire tu sei troppo innamorato di Mertens, giustifichi tutto eccetera eccetera, io vi rispondo anche sì, non me ne frega, non devo essere per forza così, sono innamorato, posso essere innamorato, posso avere un idolo assoluto. Quando poi Mertens mi deluderà ne parleremo, perché poi gli idoli ti deludono, capita, però fino a mo' non riesce a deludermi, non fa niente. Maldini sorride all'entrata del figlio, ma quanto è bello questo sport. Sì. Complimenti al Milan, ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions. ADL tweet. Ok, questo è il tweet di ADL che non capisce, oppure capisce lo fa apposta. Non capisce il momento del tifo, non capisce, non ha il polso. ADL, non hai il polso della tifoseria, della sensazione della tifoseria, oppure ce l'hai, perché non credo che tu non ce l'abbia, e non te ne frega, non ti interessa. Perché fare un tweet del genere è chiaro che scatena ancora più rabbia e delusione da parte dei tifosi. Ti fai i complimenti da solo, ma complimenti anche a noi, e fai una serie di considerazioni matematiche, di numeri tecnici praticamente, cioè fai le pulce alle altre squadre. E non ti conviene, perché in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions l'hai deciso tu con le tue possibilità e con la tua conferenza a inizio anno, l'hai deciso tu, non l'ha deciso Spalletti, l'hai deciso tu che questo era il nostro obiettivo. Potevi anche decidere questo era un anno dove dobbiamo puntare a vincere, e invece no, perché l'hai detto bene, l'hai detto chiaramente che quello ti interessava, era la Champions. Ma non fare i conti sulla quarta e sulla quinta, perché poi si fanno i confronti con gli altri anni e questi complimenti perdono di valore, perché sono squadre che sono crollate. Ve l'ho detto a inizio live, 65 punti bastavano per entrare in Champions. Che fai? Ti fai i complimenti perché se tieni 15 punti di vantaggio su queste qua scarse? No, campionati scarsi, squadre scarse, giocatori scarsissimi. Bah. Comunque da tifosissimo del Napoli devo dire complimenti a Pioli e la squadra, il Milan lo ha meritato, con questo non tolgo niente a Spalletti che al primo anno non ha fatto male, ci siamo. A me piacciono questi messaggi equilibrati, mi piace Pasquale. Baca copia Ibra e si presenta col Sigaro, ma non dà la stessa impressione di Ibra, non c'è dubbio, hanno voglia di imitarlo, Ibra è sempre così, unico. Con Spalletti non si vincerà mai uno scudetto, prendete Barone, allenatore del Lecce. Pettirosso, Barone probabilmente avrà un futuro radioso, sicuramente sarà un innovatore, che ne so, e chi ha seguito il Lecce quest'anno? Sicuramente il nuovo Bielsa. Ma non c'è cioè il discorso con Spalletti non si vincerà mai uno scudetto, perché se prendiamo Barone l'anno prossimo vinciamo uno scudetto. Perché se tu mi dici così io lo prendo, lo chiedo, non lo prendo io, ma lo chiedo. Niente, io insisto, serve continuità con gli allenatori. Se tu ricominci da capo ogni volta non puoi mai fare niente.
Che assist ha fatto Petagna a Demme con la dolcezza del piede sotto, una sorta di scavetto ad accompagnare. Ci è piaciuto Petagnone, che si è battuto come di suo pari, come di sua solita, col suo solito atteggiamento, si è battuto con i suoi limiti e le sue cose, però. Barone è salito ed è un bel allenatore, ma mi sembra capito, è un poco strano. E Daniel già si porta avanti. 2 anni fa il Milan puntava a tornare alla Champions, l'anno scorso ci è riuscito e ora ha vinto lo scudetto, quindi l'anno scorso dobbiamo vincere lo scudetto. Dici tu l'anno prossimo forse, cioè puntare alla Champions, l'anno scorso ci è riuscito, quindi dici tu l'anno prossimo, così, ok. Però volendo analizzare, partiamo sempre dal presupposto che mancano delle cose. Maldini che sa quando parlare, perché il Milan vessato dagli arbitri, Maldini sa quando intervenire, come parlare, come farsi rispettare, perché poi problemi il Milan di arbitri non ne ha avuti più, diciamoci quello che è. La continuità serve, aiuta sicuramente, però noi ripartiamo da alcune problematiche di contratti importanti, perché loro quest'anno avevano l'ultimo anno di Chessy e noi quest'anno abbiamo avuto l'ultimo anno di Insigne e abbiamo sempre il dubbio Spina, abbiamo il dubbio Mertens, non abbiamo più altri giocatori che se ne vanno di sicuro e non sappiamo quelli che resteranno. Quindi, visto che il Milan è una di quelle squadre che ha fatto poco mercato, bisogna dire, poco mercato, mantenendo la struttura che probabilmente è un vantaggio, è stato un vantaggio, se il Napoli riesce a mantenere un po' di continuità potrebbe anche essere. Però ricordiamoci sempre degli avversari, perché il Milan ha approfittato quest'anno di un'annata disastrosa di Inter, Atalanta e Juventus, annata disastrosa di Inter, Atalanta e Juventus, e ne ha approfittato il Milan. L'anno prossimo noi dobbiamo vincere lo scudetto, per vincere lo scudetto dobbiamo approfittare di un'altra annata disastrosa di Inter, Milan e Juventus. La vedo complicata, ma tutto può essere nel calcio, beh. Sai perché Ibra è un mito? Perché l'anno scorso disse: se fossi arrivato all'inizio campionato avremmo vinto lo scudetto. Quest'anno ha dimostrato di non pentire. Ragazzi, poi ci sono dei personaggi che la storia parla per loro, Cioè quello dove va in tutte le squadre, ha sempre vinto il campionato dove era della sua squadra, insomma. La storia conta, l'esperienza conta, la personalità. Poi lui è un personaggio diverso da tutti gli altri, non è solo uno che ha vinto, è Ibra che ha vinto in un contesto Milan che è anche un contesto suo, molto suo, quindi libero di poter fare quello che vuole. Ma parlare di Malquit significa non capire niente che si vuole dal ragazzo, quello è. Bisogna prendersela come ha comprato pensando a scommettere. Ricordo Ancelotti che disse: Malquit chi è? Non mi ricordo questa frase, Malquit chi è, da parte di Ancelotti, ma sicuramente noi da profani del calcio, perché i professionisti sono alti e non c'è dubbio, e noi l'abbiamo visto con Gattuso sta provando a recuperare Malquit, Gattuso sta facendo delle cose specifiche con Malquit, abbiamo proprio documentato il rapporto. Gattuso ci sta provando, non ce l'ha fatta. Malquit ci ha provato, non ce l'ha fatta, è andato alla Fiorentina non giocava nemmeno la Fiorentina, una Fiorentina disastrosa che stava per retrocedere, eccetera eccetera. Ritorna alla base perché fondamentalmente nessuno l'ha voluto e Spalletti se l'è dovuto accollare. Quando è arrivato il momento che Di Lorenzo ha avuto quell'infortunio, gli è stato preferito Zanoli. Che vogliamo fare? Allora, ADL un voglio. Ho capito, non la ripeto, Maria Rosaria, non la ripeto. Che se ne fregano i tifosi, sente solo il profumo dei soldi, ci ha rotto i gioielli. Forza Napoli sempre, Amodio. O anche Amodio, perché poi era un giocatore del Napoli, Amodio. Vogliamo parlare del gol di Politano, somiglia a quello di Bobotto, con movimenti diversi, in quanto uno è sinistro e l'altro è destro, bellissimo gol. Sì, poi in realtà Lobotka va a chiudere col tiro radente, mentre Maurizio Farias impazzito completamente.
sei pazzo completamente, Maurizio, sei pazzo. Settimo Pozza da 7 per il terzo posto, complimenti al Milan che ha dimostrato più voglia e fame. Maurizio, troppo generoso, troppo bello, dai un bacio alla tua bambina. Cin cin, si mette a fuoco, è bellissimo, mi sono superato. C'è pure un DVB che però per te non è sarcastico, è affetto vero e proprio. Ci sta il 7 come voto generale. Poi ovviamente questa sarà una settimana dove si tireranno delle somme, si faranno dei video del genere. Il 7 è un voto che ci può stare per la squadra, per Spalletti. Dopo tante partite, dice Claudia, abbiamo rivisto finalmente un po' di gioco a centrocampo invece della palla lunga su Osimhen, che è un tema tattico che personalmente non mi appassiona. Giusto, giustissimo, iper giusto. Confermato questo anche dalle parole di Spalletti su Osimhen nell'ultima conferenza, dove lui dice: abbiamo anche scoperto che Osimhen ha delle caratteristiche di colpo di testa. Tu ci devi arrivare. Se tu ci arrivi con i traversoni e con i cross, probabilmente Osimhen è più pericoloso di quando lo lanci da solo in solitaria, che questa è la cosa che meno ci è piaciuto di Spalletti a un certo punto della stagione. Lo lancia in solitaria, non lo accompagna nessuno, perché non lo accompagnava nessuno, sempre un po' prudenti, e quindi lì è venuto meno un pochino il gioco. Anche delle partite in cui abbiamo vinto non entusiasmanti. Abbiamo rivisto un Napoli che palleggia, un Napoli più fresco e più brillante, con quella leggerezza di cui Spalletti ci parla spesso, e ci è piaciuto di più, e sono arrivati anche i risultati, su questo non c'è dubbio. Hai visto a Reggio Emilia quanti vessati golosoni hanno invaso? Cafoni che pensano alla vittoria, vincere è una cosa da cafoni proprio. Ho visto, mi ha fatto anche specie che insomma è uno stadio proprio zeppo di tifosi del Milan. Io poi capisco, insomma, c'erano pure dei prezzi pazzeschi, ma l'avremmo fatto anche noi, avremmo invaso sicuramente anche noi la città. Somo todos, aspetta, scusa Giorgio, Somo todos Salernitana, Sport Recife na torcida Brasil. Alex, io lo so che molti non sono d'accordo, spero che tu capisca l'italiano, parlo piano. Io sono d'accordo con te, speriamo. Il Milan campione e il risultato di questo campionato mediocre, Spalletti non lo perdonerò mai per aver lasciato il nostro miglior giocatore in panchina. Enrico, su questo io non ti posso dare torto, io lo perdonerò se, e sempre solo se, Mertens dovesse effettivamente rinnovare e se l'anno prossimo ha un pochino più di spazio, perché potrebbe anche averlo l'accordo con De Laurentiis, accettare 2 lire con De Laurentiis eccetera eccetera, però si deve fare pure una domanda: essere mortificato, marcire in panchina, fare la cheerleader e fare lo psicologo della squadra, o c'è un giocatore che è comunque integro, che dopo l'operazione alla spalla, mamma mia, l'abbiamo visto proprio giocare proprio a pallone meglio degli altri, con l'età, tutto quello che volete voi, non le deve giocare tutte, 90 minuti, ma molto di più di quanto è stato utilizzato sicuramente sì. Quindi anche Mertens lì si deve fare delle domande, un tête a tête con Spalletti, uno Spalletta a tête, hashtag Spalletta a tête, e volano tutti i messaggi, volano. 2 domande: pensi che la dipartita di Baldini dello staff influirà sulla prossima stagione? Non lo so, perché non so nello specifico che compiti avesse Baldini nello staff. Loro ce l'hanno presentati un pochino tutti, ma anche loro sono stati molto vaghi nelle domande, nelle risposte in conferenza. Non lo so, non credo. Sappiamo che però per esempio uno come Calzona, ecco, secondo me quello influisce, perché cambiando varie squadre abbiamo visto che il risultato sulla difesa lo fa, e quindi Calzona è uno di quelli che mi sento di dire a intuito che lavora bene sulla difesa e qualcosa si migliora con Calzona. Questo si può dire, anche se lui non si prende i meriti. Verissimo Mario, verissimo. Spalletta a tête, tu con la mano sinistra sei comunque velocissimo.
Inzaghi non convince, ha vinto 2 trofei quest'anno contro la Juventus, è arrivato secondo perdendo un campionato per quella partita a sud del Bologna, è arrivata negli ottavi di Champions. E infatti sì, secondo me Inzaghi può essere abbastanza felice della cosa. Poi un po' di... Dove fa l'anno? Aspetta un attimo. Un po' di vertigini può essere pure che le ha avute, Soddisfatto di Spalletti e della squadra. Ho visto il gioco che vorrei, più scambi di posizioni senza rimanere ancorati. Zanoli mi è piaciuto ancora una volta, credo sia il futuro. Mertens è lui. Il finale non ci aggiungo nulla. Sì, bello, torna proprio al campo, bellissimo. È difficile parlare di campo anche perché è sembrata una partita molto, molto leggera, molto estiva, molto con toni vacanzieri. Però sì, va bene, perché è anche contro squadre piccole che noi a volte abbiamo steccato, proprio con lo Spezia, proprio con l'Empoli. Quindi non sono quelle partite che tu dai per scontato e dici se vinci non hai fatto niente. No, quelle sono partite che devi rendere facili contro le squadre piccole. Ma in questo caso è più facile perché non c'erano obiettivi, testa libera da parte di tutte e due. Ma mi sa che mi devo mettere le cuffiette. Perché è arrivato un momento che voi dovreste, insomma, non lo so, aspettarvi o meno, così. Una persona nuova, un ospite mai visto. Hai voglia di scherzare? Sì, sto rilassato perché... Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutti gli agenti immobiliari. Sì, è giusto. È un momento anche delicato e poi una figura cardine, soprattutto per il mondo dell'ambiente calcistico napoletano. Il calciomercato, sì, diciamo contano più loro che il resto, che i trofei, che sono volgari vincere. C'è poco da dire sulla partita. Spalletti ne cambia 10, lascia solo KK. Napoli ha un buon palleggio nel primo tempo, non dà nessun punto di riferimento, gioca un tocco, 2 tocchi, insomma 3-0 facile, legittimo, in scioltezza. Al secondo tempo avevano tutti voglia di andare a mare, ci sono stati solo 2 spunti di sempre lui, Mertens, sempre più oggetto delle attenzioni di alcuni siti, forse sono diventati ossessivi. E Napoli termina in maniera onesta un campionato che analizzeremo. Ha vinto il Milan, non so se meritatamente, ma non l'ha vinto per caso. Ci ho preparato un po' di schemetti. L'ha vinto soprattutto approfittando di alcuni passi fasti dell'Inter, che è l'unica squadra nel 2022 che ha battuto il Liverpool, che in tutta la stagione, non il campionato, una stagione che per gli inglesi è lunga, perché tra l'altro loro sono arrivati fino in fondo vincendo le 2 coppe nazionali, quindi hanno fatto tantissime partite. Il Liverpool in tutta la stagione, non il campionato, ha perso solo 3 partite e 2 in Premier. Vinta dal City, nonostante un sito che ha sempre più come punto di riferimento Mertens, ha sparato a 0 per un anno su Guardiola e nell'ultima settimana l'ha definito un perdente, uno pauroso che non dormiva la notte. Poi capiamo perché tutti vogliono andare a giocare in quel campionato, i diritti televisivi in quel campionato sono il triplo della Champions League e tutto quello che ne consegue in termini di credibilità, introiti, spettacolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tanti spunti, io partirei subito perché voglio dare pochi numeri, l'altra volta ne ho dati troppi e probabilmente ho scontentato troppe persone per quanto riguarda le domande. Sì, avevo letto, Pasquale ci ricorda che quello dell'agente immobiliare è uno scherzo, lo ha detto lui su TikTok. Sì, ma noi ci facciamo... io non sono su TikTok. No, vabbè, a margine noi ci facciamo prendere in giro alla grande. Io dico, questa è solo l'ultima delle cose a cui qualcuno ha abboccato e hanno cominciato a riportarlo su tutte le testate, importanti o non.
però ricordo il contratto della luce di Icardi, tutti che comprano casa, Lavezzi, ma anche Lavezzi che aveva comprato casa a Milano, una continuazione, alla fine non ci è mai andato. Cioè, quindi... Forse manco in albergo. Ti ho mandato un primo grafico perché un primo schemino perché è importante cominciare, nonostante c'è chi dice i numeri non servono a niente, si fa politica attraverso il calcio, però poi alla fine in campo non andiamo nessuno di noi, né Valerio né io né altri colleghi, neanche gli allenatori, vanno i giocatori. Questo è il rendimento nelle ultime 133 giornate. Perché 133 giornate quando sono l'ultimo girone di ritorno senza Hamsik, ma soprattutto da quando Maldini è diventato direttore tecnico del Milan. Ok, dimmi quanti serve la media. Non è scelto a caso, e il Milan è la seconda squadra insieme alla Juventus come punteggio a 268 punti, l'Inter 287. Vi ho messo in giallo per una comodità tutte quelle volte dove una squadra ha superato o appena raggiunto i 40 punti tra andata e ritorno, e vedete che negli ultimi 5 gironi, tra il girone di ritorno del 2020 ad oggi, il Milan 4 volte su 5 ha superato i 40 punti. Si arriva a vincere uno scudetto per un percorso probabilmente con un anno di anticipo rispetto ai piani di Maldini, però quella frase che è stupida e cretina come penso che ormai almeno noi non la diciamo più, le 7 sorelle, 11 finali, come si chiama, ma noi stiamo lì, se la Juve dovesse toppare allora spetta a noi, non significa nulla quella frase, non significa nulla se tu non crei le condizioni societarie, calcistiche, ambientali per effettivamente essere lì ad agguantare. Il Milan c'era, effettivamente gli interisti possono recriminare tante cose quest'anno, però non è che qualcuno ha detto ma loro è la prima volta che superano gli 80 punti, però c'erano lì vicino, e vedete per gli juventini che hanno vinto degli scudetti di troppo immeritatamente, non lo dico da napoletano, non fate i permalosi di stupidi, è vero che ve li ritrovate quegli anni, qualche anno, per adesso li state pagando e sarà più difficile reiniziare un ciclo. La Juve solo una volta in queste 133 giornate, in questi gironi, ha superato i 40 punti. Vedete come ha difficoltà. Ha detto noi solo una volta con Gattuso out e quest'anno nel girone di ritorno l'abbiamo fatto. Quindi c'era un buon andamento con Gattuso, siamo lì. Però c'è una considerazione da fare, Valerio, puoi togliere questo schema, perché ne sto sentendo di ogni. Nelle ultime 13 stagioni, cioè da Donadoni Mazzarri, il Napoli ha totalizzato 965 punti, è la seconda squadra dietro la corazzata Juventus. Il Milan ne ha totalizzati 893, oltre 70 il meno del Napoli, c'è una qualificazione in Champions in ciabatte. L'Inter 912, 40 e passa punti, no, di più, 50. 53. Parla piano perché poi quelli che devono fare i documenti Excel, se non hanno una cosa, parla piano. Il Napoli, come gol fatti negli ultimi 13 stagioni, intendo da Donadoni Mazzarri, ha segnato 941 gol. È la prima squadra da Donadoni Mazzarri, quindi non eravamo una corazzata in Italia. Il Milan ne ha segnati 802. L'Inter 877. La Juve 921. Non dico di altre squadre come la corazzata Atalanta che segna tantissimo, 688. Negli ultimi 13 campionati da Donadoni Mazzarri, Valerio, il Napoli è la seconda difesa del campionato, ha subito 515 gol, meno del Torino 530. Perché dico il Torino? Perché il Torino si è fatto 3 stagioni in Serie B, quindi a 0-0-0 in quelle caselle, e sarebbe un vantaggio. Cioè l'Inter 527, il Napoli nelle ultime 13 stagioni da Donadoni Mazzarri, la squadra che tira di più fuori e dentro lo specchio. Il Napoli nelle ultime 13 stagioni da Donadoni Mazzarri
è la squadra ultima in classifica per falli fatti e quest'anno è di gran lunga ultima per distacco. Il Napoli nelle ultime 13 stagioni, da Donadoni e Mazzarri, è ultimo per ammonizioni, 943. Tutte le altre squadre hanno molto più di 1000. Per intenderci, il Milan 1034 ammonizioni. Il Napoli, vuoi continuare? Allora, ti posso dire che di almeno 12 parametri, il Napoli è primo in 10 ed è secondo in 2 per punti e gol subiti. Però in queste 13 stagioni da Donadoni e Mazzarri, il Napoli ha vinto 0 scudetti, l'Inter e il Milan 2. Allora, si può definire, come ha detto qualcuno, che noi siamo lunari a criticare questa stagione. In realtà non è a criticarla, analizzarla, perché poi bisogna pure guardarle tutte le trasmissioni di Vale. Però è evidente che il concetto che io vi dissi, il quando, è la questione. Perché se una squadra, e a questo punto i valori tecnici dei suoi giocatori che noi critichiamo, poi se vanno fuori vincono, forse non sono così scarsi, se è prima in quasi tutti i parametri, poi potrei continuare, no? Sono parametri importanti, perché poi alla fine punti e gol sono quelli forse fondamentali dove tu vinci. E non hai vinto manco uno scudetto, il quando è fondamentale, perché non è il quando e dici vabbè peccato che in questo girone noi non li abbiamo spostati in quello, ma quello significa che tu hai una società alle spalle che è capace di catturare il momento di far durare di meno una crisi, il momento di stiamo subendo dei torti, basta, perché poi si accumulano e pesano veramente di più nonostante l'altra diceria si compensano, no? Il momento di dire sì, quest'anno stanno un po' vedendo meno, un solo acquisto a gennaio o stare vicino alla squadra o vedere perché certe cose può fare la differenza, perché in 13 stagioni essere primi in tutti i parametri e secondi, no? E avere 0 titoli rispetto a Milan e Inter che di gran lunga hanno fatto peggio di noi, ma hanno 4 scudetti in 2, significa che è venuto il quando. Allora invece di continuare a prendersela con Mertens anche oggi, con la piazza, il populismo, poi facciamo di sinistra radical chic, mettiamo in discussione anche quali sono quegli elementi legati al quando che non ti hanno fatto vincere. E non può essere Mertens la piazza, perché Mertens va in campo, noi no. La piazza non fa i punti. E siccome c'è un solo parametro che in questi 18, soprattutto gli ultimi 13 di Serie A, non è mai cambiato, a partire dal vicepresidente, eccetera, evidentemente quel quando è legato a quei parametri societari che poi producono punti, che propongono, perché poi forse non produrrà punti dire le parolacce in una conferenza istituzionale per parlare di una stagione estiva non solo legata al ritiro di Dinamaro, ma loro l'hanno anche prima, durante e dopo, splendide persone, tra l'altro il Trentino è bellissimo paesaggisticamente, e sono tanti elementi, però 13 stagioni di estremo vertice, il tweet di De Laurentiis è un autogol clamoroso, secondo me, clamoroso, e ora lo vedremo con i numeri, e beh, significa che è mancata quella struttura che non ha capito il quando e non ha colto il quando, o forse non l'ha voluto. Io non posso essere così tranchant, però di sicuro noi possiamo dire che con questi parametri di struttura non abbiamo vinto, e non è una critica, è neanche un'analisi, è una semplice constatazione della realtà. Perché quello dice voi criticate sempre, che è uno che ha scritto Gentile conosce tutto, stiamo andando in B, però evolviamoci. A parte che non l'abbiamo mai nominata la B, Valerio e io, evolviamoci. Cioè questi sono parametri veri, inequivocabili, che poi anche i numeri vengono sballati, eccetera. Ti mando, e poi mi taccio, quest'altro schermino, visto che il tweet del presidente, sì, secondo me poteva evitarlo, ovviamente legato alla prima parte della classifica, non per omertà da parte mia, perché dobbiamo aspettare che giochino tutte le squadre. Beh, la stagione è scadente. no, non mi convinceranno che non lo è. Ma è parecchio rispetto a tutti gli altri, quindi ho preso solo le prime 9, ripeto, non perché faccio cose a mio vantaggio, no, perché sennò non... però sono anche quelle che riguardano la lotta alla Champions. Se dalla quarta in posizione alla nona
c'è un tracollo, c'è una sola squadra che tra l'altro è la nona, che ha un punto in più, che non è tutto sto vantaggio, e vedete tra l'altro la quarta, che è la prima posizione utile dopo le prime 6 in Champions League, quinta, sesta, settima, ottava, no, meno 8, meno 13, meno 5, 0, meno 3. Ma dove è stata la lotta Champions? Dove è stata la difficoltà della lotta Champions? Come vi ha detto Valerio, veramente quest'anno con 65 punti andavi in Champions League, dove l'anno scorso con 65 punti non andavi in Europa League. Cioè, ci vogliamo prendere in giro, prendiamoci in giro. C'è stato un crollo. Cioè, quando una squadra come l'Atalanta ha un crollo di 19 punti, ti fa un regalo anche nel ranking UEFA, perché l'anno prossimo avrà un bello 0 in casella, perché non va a fare le coppe e se lo porta per 5 anni, quindi la riscavalchiamo nel ranking UEFA. Però ho detto, la corsa Champions non c'è mai stata, lo vediamo anche nei flussi. Napoli si è messa nella prima posizione, poi è scesa qualche posizione, tranne una domenica che è stata quarta, non è mai scesa sotto le prime 3, tranne la Juve, l'Atalanta, e una domenica alla Roma era quarta, nessuno ha lottato per la quarta posizione. È stato un campionato molto mediocre, e come detto l'altra volta, poi non voglio ripetere, non è manco dovuto a un impegno delle squadre in Europa così stressante per partite, per risultati, per qualificazioni, che ha cubato, ha tolto punti, perché è stato non solo uguale come partite, lo stesso numero di partite, ma inferiore come qualificazioni, vittorie e pareggi, e quindi su questo non mi trovo. Sì, nel frattempo sto prendendo un po' di messaggi. No, continua. No, mi fermo qui, perché sennò non do la giusta classificazione. Poi ho altri 2 schimini, perché sennò diventa un monologo. Però il Milan non l'ha vinto a caso, ragazzi, non l'ha vinto Sì, anche nell'eventuale fortuna, che è uno di quei famosi 7, l'ultimo parametro per vincere uno scudetto. Però in questi anni ha incominciato a costruire di nuovo un assetto società, di nuovo un certo tipo di collaborazione con l'esterno, di comunicazione con l'esterno, di rapporti con gli altri. E poi detto, tu dicevi, devi stare sempre sulla soglia dei 40 punti. Se una squadra quell'anno non ammazza il campionato, tu forse con 85 lo vinci, ed è successo. Abbiamo fatto 91 punti nell'anno sbagliato, con quel Napoli quest'anno potevamo vincere. Ma è sbagliato ragionare così, perché non l'hai vinto perché quella squadra te ne ha fatti non per caso, dovete ragionare all'inverso. Cioè tu ne potevi fare 96, loro ne avrebbero fatti 97. E ne hanno fatti 97, tu di meno, perché loro avevano le condizioni non solo sul campo per farne sempre più di te, e tu mai più di loro. Adesso è venuto meno anche un certo tipo di potere, perché comunque la Juve ha perso Marotta, Pradici, che poi è andato fuori, ha fatto un bel po' di casini, perché è vero che siamo contenti che Gravina si sia svegliato dal letargo, è giusto il pugno duro su quello che è successo. Noi non abbiamo ancora informazioni bene, siamo contentissimi, guarda, io per primo che condanno anche verbale la bella addormenta, bellissimo, perché i 38, 39 non so, scudetti sullo stadio rimangono sempre lì, lavali sul fuoco. Anche oggi i bambini che per 38 giornate va benissimo tutto. Suarez ce lo siamo dimenticati. Oggi ci siamo ricordati che c'è la violenza nel stadio, condannabile da parte di tutte le squadre, che lo sempre, non c'è nessuna giustificazione. Oggi ancora di più, perché è una partita di vacanza dove una era salva, l'altra era terza con il risultato acquisito, quindi idioti gli uni, idioti gli altri. Però mi inquieta molto che anni e anni di letargo, come gli orsi che vanno 6 mesi in letargo, oggi ci siamo svegliati. Bene, speriamo che però ci svegliamo in tutto. La mia su quegli episodi, non sappiamo bene, pare che siano iniziati prima degli insulti, dei spupari, dei cori, là non li giustifico da nessuna parte. Già il fatto che tu vai allo stadio per insultare una persona, sei un idiota e non sei un sportivo. No, io più che altro avevo un'altra domanda per te, perché molti mi parlavano del fatto di non inquadrare la scelta narrativa, di non mostrare delle cose. Tu come la vedi sta storia qua? Ti ricordi quella mia, non dico provocazione, no? Sono 4 scemi. Bravo, esatto, perché poi è uguale. Ma tu ce lo vedi, e lo cito perché non perché è una critica a lui, perché io non cito mai chi non ritengo
puntini, ma tu ce lo vedi Paolo Del Genio mandare Claudia in curva, essendo un giornalista serio e premuroso? No, non in queste condizioni, in questo calcio, no? Quando io ho detto, siccome chi dice sono 4 scemi, e tra l'altro questo sistema omertoso non se ne parla, non si inquadra, però poi sono 4 scemi, non li diamo per... continuo di mandiamo, non voglio nominare adesso colleghe di trasmissioni che continuano a dire 4 scemi, 4 geni. No, è una cosa sbagliata, perché di nuovo, come l'analisi sul campionato, noi sappiamo ad oggi che questo sistema di omertà, di silenzio, di favorire grandi squadre per quando ci sono tifosi in un certo modo, ha portato a questo, che nel 2022 anche partite inutili hanno questi episodi capriccianti, cioè proprio non c'è nessuna giustificazione. È insultato Maradona che è morto, fischialo e basta, fischialo. Non è che gli devi lanciare un oggetto, fischialo o ignoralo. È chiaro che quel coro è aberrante, ma Che tu non poi ti metti nella parte della ragione se gli butti un oggetto addosso. il tifoso del Napoli finora ha sempre risposto bene alle tutte quelle provocazioni continue. Ricordo Sì, un coro assolutamente. ironico con l'Atalanta. Infatti, e questo è molto grave quello che succede, Peccato. perché poi bisogna vedere anche nelle varie trasferte che percentuale di famiglie. Noi uscivamo da una partita, sai che ho visto, quella dell'addio di Insigne, dove c'erano tanti bambini, tante bambine, era una festa, lacrime per la tristezza, e abbiamo detto uno stadio a misura di bambino, bellissimo, però appunto tu non lo puoi controllare se continui a mentire a te stesso che va tutto bene. Queste persone vanno individuate, non devono mai più mettere piede in uno stadio, perché tu in uno stadio non ti devi comportare, puoi tifare, fischiare, applaudire, mugulare, perché comunque è una partita e non è l'opera. Basta, oltre di questo non esiste che tu butti un oggetto, anche un Kleenex dall'altra parte, ma che sei una... No, non voglio manco dire un animale, perché poi gli animali non lo farebbero. Ho detto, sei un incivile e vanno cambiati. Noi sappiamo ad oggi che tutto questo sistema che abbiamo applicato è stato fallimentare, non possiamo dire totalmente fallimentare, come è fallimentare e ingiusto ed è assolutamente incivile che una persona in trasferta deve rimanere mezz'ora in più, un'ora in più prima di uscire, entra in partita in corso. No, tu sei prima ancora che un tifoso, visto che ci tengono molto, soprattutto il padre e figlio De Laurentiis, un consumatore, appunto per essere un consumatore pago, devo avere dei benefici, che non è solo un bel posto, dei benefici, e questi non solo dei benefici, ma sono sicuramente delle... È come se io finito il film al cinema, ho detto un attimo, fra mezz'ora, aspetti, dobbiamo scortare, ma te ne esci quando vuoi, poi se vuoi rimanere nel foyer a parlare, a commentare il film con gli amici rimani, e se hai un impegno te ne vai, ma non è che sei, come posso dire, proprio ingabbiato, questo letteralmente, perché poi ti devono scortare, mai sia le sassate, gli sputi. Questo sistema è fallimentare, lo volete cambiare? Oggi ci siamo svegliati dal letargo, stranamente sempre quando quelle rare volte che succede qualcosa nel Napoli. Speriamo che ci svegliamo tutte le domeniche in tutti gli stadi e non solo, perché l'Italia è fuori dai mondiali per tante ragioni, non certo perché oggi hanno insultato Pinco Pallino, però è la somma che fa il totale, citando Totò. E se tu hai tanti meno, come somma algebrica, no? Quanti meno hai rispetto al campionato inglese, rispetto al campionato tedesco? Tra l'altro lì quando succedono episodi gravi vengono fortemente stigmatizzati dai media, dall'opinione pubblica e dal governo. Non è che non succedono più, succedono, e proprio perché non sono più abituati, detto nevermore, riprendiamo a essere duri. Noi ci svegliamo dal letargo. Perché è successo? Vedi, invece di dire dice, perché è successo? Lì bisogna andare a indagare. C'è un astio continuo. Allora, se c'è un astio continuo, anche se non dovrebbe essere così, perché
tu non hai creato una zona di sedili, diciamo, vuoti tra le due tifoserie, se tu come intelligence, come analisi hai delle informazioni nel recente storico che ti Vabbè, ma non è fanno questo il caso, perché non si la Spezia Napoli, quando mai c'è stato questo astio pazzesco? sì, cioè, però per dire, siccome noi paghiamo fior di professionisti, comunque le partite sono sotto comunque controllo del prefetto, del questore, attenzione, perché organizzazione una partita di calcio non è solo la società, gli steward, tant'è vero che a volte tu con la testa del tifoso e il biglietto non puoi andare in trasferta perché lì c'è proprio tutto un comitato che si riunisce. Il prefetto di Torino decide questo con lì che è vietata la trasferta ai residenti in Campania, no? E quindi miglioriamolo questo calcio da tutti i punti di vista. Va bene, ovviamente in Inghilterra l'hanno fatto, chissà qua così. Guido, tu hai i numeri dei torti subiti, non so se negli anni, eccetera, eccetera. Però quelli sono, diciamo, molto imprecisi, nel senso che io voglio niente delle partite del Napoli, proprio ho dei file terrificanti, perché io mi imponevo di non superare i 100 ma di episodi concretamente proprio grave, no? Diciamo, vabbè, anche qua il fallo laterale invertito, ma ci attacchiamo a tutto. Arrivati alle 7-8 giornate, ho detto, ma già abbiamo superati, però io non vedevo tutte le partite, non vedendo tutte le partite, diciamo, qualche partita del Milan, dell'Inter col Sassuolo, come se ti manca il confronto, se non è puramente omogeneo. Però il punto non è quello, è avere una società tale che nel corso degli anni, e noi non l'abbiamo, questo sistema lo rende, visto che non è trasparente nonostante le promesse di anni fa ormai, lo rende quantomeno ciclico. Ok? Ho detto, in un ciclo 7 volte mi va male, però poi la ruota su 10 volte, una volta mi va bene. Se non è nemmeno, visto che trasparente non è, equo non è, che se ne dica che a fine anno si compensano, quantomeno una volta ogni tanto questa ciclicità è arrivata pure dalle tue parti. E questo vi posso assicurare non è mai avvenuto. Che se ne dica, no? Quest'anno ci vogliono bene, perché poi alla fine il rigore su Osimhen con la partita con il Milan sono 0-0 c'è, e il fallo a Milan-Atalanta gli interisti, visto che noi comunque non lo potevamo vincere, e quella vittoria è la vittoria che ha fatto vincere lo scudetto, come quando Ancelotti venne vincere a San Paolo anni prima, Sacchi, è la vittoria che ha dato la consapevolezza, perché poi che se ne dicevano nelle tabelle, tabelline e tabellone, e io dicevo guardiamo lo storico, guardiamo quante volte lì, se noi andiamo a vedere il finale di campionato, poi alla fine l'Inter ha fatto 8 vittorie, nessuno, tutti a dire è fallita, però l'Inter ha fatto 8 vittorie di seguito e il Milan ne ha fatte 6. Noi negli ultimi 6 abbiamo fatto 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ho detto, ma noi abbiamo fatto 8 vittorie nella parte iniziale, la parte iniziale non è la parte finale. E questo è il messaggio che ti diceva Massimo, che dice una riflessione: nelle prime 8 Napoli senza pressioni ne vince 8 di fila, nelle ultime 4 mente libera 4 vittorie di fila, sarà un caso? E qui non mi trovo con i conti, con in particolare un paio di adesso Vati, che perché ha detto se abbiamo la rosa migliore dell'Euro De Laurentiis, se Gattuso era scarso e continuate a nominarlo in ogni articolo, se questo è un allenatore eccezionale siamo noi lunari a criticarlo, se il campionato, ha detto, voi vi appoggiate a Spalletti, è altamente più competitivo degli altri anni, detta da loro, allora a maggior ragione non mi trovo con i conti, perché significa che Spalletti non è riuscito a dare quel valore in più. Alla fine la rosa è la stessa tranne Bakayoko e Anguissà, ed è tornato alla base un ass. Bakayoko ha vinto lo scudetto, anche se no. Meno male, ho giocato poco, però ho detto, visti tutti questi se, a maggior ragione non mi trovo con i conti, perché non è vinto. Significa che nei momenti cardine, detto, io non ho un'accusa a Spalletti, perché può darsi che lui, può darsi che la società, però
sicuro non si può dire questa cosa, straordinario campionato, ma noi non partivamo per vincere. Abbiamo 2 punti più dell'anno scorso con la stessa squadra e le altre squadre sono crollate, cioè la Juve rispetto all'anno scorso è crollata, la Juve, l'Atalanta è stracollata, ragazzi, cioè fare 19 punti in meno rispetto te lo chiedeva Angela, come giudichi l'annata dell'Atalanta? L'avevano data come vincitrice dello scudetto e invece non è arrivata nemmeno in conference. Beh, io questa cosa è una soddisfazione che ho con Valerio, lui sa benissimo, perché detto in estate per me è finito un ciclo, per me era finito con la sconfitta della Coppa Italia, detto è dura per una società piccola come l'Atalanta non culminare con una meritata vittoria, un ciclo di crescere in questi anni. Ero rimasto favorevolmente sorpreso da un buon girone di andata e ho detto ho sbagliato valutazione. Che è un po' scusami se ti interrompo, è un pochino quello che è successo al Napoli, cioè il ciclo che porta ai 91 punti dove non vinci, poi l'Atalanta fa un buon girone di andata, noi facciamo un buon Ancelotti iniziale e poi 44 punti, buono, però poi 36 e poi crolliamo 24, certo, perché è così, perché a un certo punto, che ne dica De Laurentiis, delle vittorie le devi fare perché sono gratificazioni, sono stimoli, è benzina, è come se tu alla macchina non metti più benzina, la macchina è sempre la stessa, uno dice ma come è sempre la stessa, è bella, la faccio pure lavare. La vittoria non è la frase vincere, aiuta a vincere, la vittoria a un certo punto poi finiscono i cicli anche di vittorie, però è la benzina che ti serve per ridarti lo slancio. L'Atalanta ha finito questo suo ciclo e ti confesso che io ho un amico che non sapeva, che mi segue per le mie serate e non era venuto a una serata perché c'era la finale Juventus-Inter, mi ha scritto non vengo perché c'è la finale, sono anche interista, figurati. Ci siamo rivisti dopo il film La birra dei cretini e io ho detto visto non sei venuto ti ho portato bene vabbè, ma tanto comunque non capisci niente di calcio perché la gente non sa, fortunatamente io non lo dico e ho detto no ho detto ma che ne pensi? Ho detto guarda è finita perché se doveva succedere è successo là, che mi consigli di scommettere? Io non scommetto, ma se volessi darti una scommessa ti devi scommettere 100 euro sulla vittoria dell'Empoli a Bergamo. Lui non l'ha fatto, il mio amico che vive a Milano l'ha fatto, oggi mi ringrazio, non è andato manco a vedersi la Inter Sampdoria, ti mando lo screenshot, e questo mio amico della birra dei cretini ha detto ti avessi dato retta, perché questa valutazione? Lui ha detto perché era ovvio, perché è finito un ciclo, perché devono cacciare Gasperini, perché l'Atalanta deve finire veramente un ciclo, non deve andare in Europa e quindi tu devi gettare le basi, cioè, è molto semplice da analizzare il calcio ragazzi, quando tu non ti fai confondere dalla ubriachezza del tifo. Ma come l'Empoli che negli ultimi 20 partiti ha vinto solo col Napoli, non manco gli amichevoli, che ne dica adesso le dichiarazioni del vicepresidente, anche Agnelli andò in TV a dire si continua con Allegri, la cena, i giornali hanno cenato, Allegri sa come vincere, adesso rilancia, poi può darsi che lo confermano per mancanza di alternative. Sì. Però io sull'Atalanta, se vi andate a vedere il video della sconfitta, dove tutte le televisioni, anche Campani, dice allora l'Atalanta può vincere, il giorno dopo l'Atalanta, questo è l'anno buono per lo scudetto, io dissi l'Atalanta per questa vittoria a Napoli non vincerà lo scudetto, che non era la rabbia, non era l'invidia, e ecco lì non sono i numeri, è che tu devi poi sposarli anche all'analisi della partita, e come aveva vinto quella partita che ti faceva dire che non aveva le stimmati della squadra che arriva a vincere lo scudetto. Assolutamente nessuna antipatia, anzi è proprio l'estrema concretezza, perché mi è sembrata una vittoria fragile, Valerio, sembra un ossimoro. Non mi sembra una vittoria forte. Lì Milan, pure con qualche cosa che potevi rivedere, è venuta a vincere forte, nel senso, forse è meno forte. È al San Paolo pieno, cioè aveva tutto di svantaggio, è venuta a vincere una partita tra la sofferenza, l'attenzione, togliere l'ossigeno, anche perché Spalletti non ha avuto il coraggio di detto andiamocela a vincere, e loro hanno avuto il coraggio e sono venuti a vincere. L'Atalanta ha vinto per crollo di energia e stanchezza del Napoli, perché era un periodo
anche perché fisicamente hanno uno strapotere, non perché è venuto a vincere. Tra l'altro noi togliamo Mertens che ha segnato il 2-1, quindi e come lì bisogna guardare con attenzione come aveva vinto quella partita, che mi sembrava un paradosso. Se vi andate a rivedere quella live, ho detto probabilmente nessuno ci ha dato retta, ha detto troppi rabbia per la sconfitta, sembrava un pazzo, e invece non solo non ha vinto lo scudetto, ma è andata di peggio in peggio perché aveva finito un ciclo. Adesso deve riniziare un ciclo, ha una società solida, ha una bella gioventù, quindi l'Atalanta si riprenderà. Anche quella semi-proprietà americana si deve capire che tipo di influenza avranno sicuramente. Allora, discutendo con un amico milanista, lui sostiene che il Napoli abbia perso lo scudetto contro le grandi, mentre il cammino del Milan contro le grandi è stato superiore. Ci sono dati a conferma? È vero, no, è assolutamente... Io ricordo la classifica avulsa, Guido, quando si parlava di eventuale arrivo a pari punti, comunque il Milan era avanti a tutte e tre. Senti, Roma-Milan 1-2, quello là che non è becca 1, stiamo ancora aspettando il libro in tribunale. Milan-Roma 3-1, con la Roma noi abbiamo fatto un punto e un punto. Juve-Milan 1-1, Milan-Juve 0-0, Milan-Inter 1-1, qua il Milan ha avuto la fortuna che l'Inter sbaglia il rigore. Inter-Milan 1-2, noi abbiamo perso e pareggiato con l'Inter, loro hanno vinto. Milan-Napoli 0-1, Napoli-Milan 0-1, pari e patta. Che altro? Aspetta che ve ne vado a prendere così cioè noi solo sulla Juventus abbiamo questi tre. Milan-Lazio 2-0, Lazio-Milan, che altri colleghi ha detto il Milan qua per la traduzione, andate per vedere quante volte ha vinto con la Lazio negli ultimi 15 anni, 1-2. L'unica sconfitta grossa al girone è andata Fiorentina-Milan 4-3, c'era ancora Vlahovic, e Milan-Fiorentina 1-0. Atalanta-Milan 2-3, Milan-Atalanta 2-0, le ha vinte tutte. Io però me la ricordo quella partita nello specifico con la Fiorentina, fu un Milan stellare e ne parlammo, fu una sconfitta dove convinse, ma giocò benissimo, ebbe una scarsa percentuale realizzativa in attacco, ma più andava e più prendeva gol e più faceva calcio di alto. Ragazzi, cioè, gli scontri diretti sono andati bene, poi tu non li puoi vincere al 100%. Noi vittoria e pareggio con la Juve e va bene. Poi abbiamo fatto sconfitta e pareggio con l'Inter, così, vittoria e vittoria con la Lazio, come il Milan pari e patta. Poi con l'Atalanta vittoria e sconfitta, loro invece hanno vinto 2 volte, con la Roma pareggio e pareggio, loro sono andati meglio. Insomma, sì, noi e soprattutto nel girone di ritorno, ricordiamoci, Inter, Roma e Milan, togliamoci la Fiorentina, su queste 3 squadre abbiamo fatto un solo punto, mettiamoci pure la Fiorentina, sempre un solo punto. C'è 4 partite al San Paolo, Inter 1-1, Milan 0-1, Roma 1-1 e Fiorentina 2-3, un punto su 4 al San Paolo al ritorno. Oltre che è l'unica squadra delle big che ha regalato 6 punti all'Empoli. Significa che in quei momenti ti è mancato qualcosa, perché poi quel discorso sempre la squadra che in tutti questi anni 6 punti, come significa che le squadre che in Italia fanno pochi falli, cioè quest'anno Napoli è per distacco la squadra in Italia che dovrebbe vincere, poi non so se lo danno ancora il premio Fair Play, cioè tu pensa che Napoli ha 63 cartellini gialli, solo il maestro Sarri, perché quando giocava con Napoli, cioè quando allenava il Napoli, ha fatto meglio in Italia in ultimi anni, 52, eppure ci lamentavamo perché ogni piccolo soffio nell'orecchio ci dava un'ammonizione, per dirti quanto è organizzata la fase. Ma è Sarri o è il secondo di Sarri? Perché Sarri quanti gol ha preso quest'anno nella Lazio? 58. Quando la Lazio ha preso 58 gol negli ultimi 13 campionati, cioè da Mazzarri, Donadoni, sai quando? Mai. Cioè la peggiore stagione della Lazio è stata l'anno scorso 55, poi devi andare nel 2013-2014 54.
Quindi significa che fino a un certo punto avere quel tipo di fase difensiva in Italia pulita, elegante, corretta, paga. Perché per intenderci il Napoli fece 58 già nel 57, il Milan quell'anno ne fece 99, la Lazio 96, la Juve 70, e stiamo parlando delle grandi squadre che prendono pochi gialli, attenzione, perché poi prendiamo quelle che lottano per la retrocessione, sono tantissime, no? Secondo me qualche punto in più, qualche fallo in più te lo porta. Sì. Questo è l'essere troppo buoni, e rientra nel discorso di quel di più che per esempio Enzo Sariamar dice campionato mediocre, però loro hanno Milanello, settore giovanile, Maldini e Massari, Ibrahimovic, qualche buon giocatore. Mi dite perché loro sarebbero inferiori rispetto a noi, che è una storiella che abbiamo sentito. Non l'abbiamo detto, Valerio, io. E non noi, è chiaro, però l'abbiamo sentito spesso ironicamente in giro, contestando una narrazione napoletana. Anzi, io ho detto all'inizio campionato, lo scudetto è tra Inter e Milan, boom. Come lo disse Spalletti, io mi ricordo Spalletti nominava più il Milan, dobbiamo essere dei cronisti onesti e puntuali e di avere buona memoria, e non l'ha detto una domenica, l'ha detto ripetutamente. E Marotta, il buono, il brutto e cattivo, disse il Milan è il vero rivale, non disse la Juve, lui che è un uomo disse il Napoli, non disse il Napoli. Guido Gentile non l'ha mai snobbato, la sta seguendo la costruzione di Maldini. Io trovai ridicolo invece l'articolo di chi ha definito Lunari, quando ha definito Bamboccione. Non era mia la definizione, Locatelli perché non è andato all'Arsenal ma alla Juve, è un grande Donnarumma perché se n'è andato dal Milan, perché vedi un professionista che vuole crescere. Cioè il Milan è stato snobbato da troppi intellettuali, troppa intelligenza napoletana. Per quale ragione non lo so, perché certe cose ce le hanno come struttura, è sempre quello, anzi Minelli è bellissimo, ha detto ma Maldini non sta costruendo da oggi, io lo sto seguendo in questi anni, ha detto Maldini sta costruendo un Milan stellare, ogni giocatore nel tassello giusto, e ha sostituito senza nessuna polemica, in maniera intelligente, le due stelle, una è andata addirittura ai rivali, no? All'Inter, e Donnarumma, e invece era stato accusato di aver indebolito la squadra. Pensate, indebolito il portiere che ha preso, votato meritatamente miglior portiere della Serie A, e si è pure infortunato per alcune giornate. Lì la sfortuna. A mani basse, se mi concedi il gioco di parole, essendo un portiere, a mani basse. Devo dire, quando uno è bravo, ha beccato un grandissimo acquisto. Tra l'altro mi sembra un ragazzo molto serio, anche nello stare in campo, non solo che sa parare. Chapeau, io applausi a Maldini, cioè al suo staff. Maldini poi nel calcio, soprattutto delle società molto articolate come Inter, Milan, Juventus, sono tanti i dipendenti, quindi nominiamo lui come punta di diamante, chiaramente. Ma giusto, cioè, quando ci sono persone brave e competenti si dovrebbe dire impariamo da loro e non ritenerci come sempre superiori di che. Quindi loro secondo me l'hanno vinto con un anno di anticipo, buon per lui, nel senso che ma non l'hanno vinto con un anno di anticipo perché se lo sono trovati per caso. Lo stavano costruendo. E come si migliora questa cosa? Da tifoso semplice posso immaginare che un giocatore possa colmare un gap tecnico, ma societario come si fa? Inoltre appena alziamo la testa con una ceitica, celtica, ci castiga. Comunque noi sappiamo che con questo tipo di assetto societario siamo arrivati fino a questo. Negli ultimi anni soffrendo un po' perché sono tornate le milanesi. Lo sappiamo, c'è anche questa una constatazione della verità, non è né una critica né un'analisi, cioè è quello. Non sappiamo cosa avremmo potuto fare con uno staff, con un diverso organigramma societario. Continuo a giudicare un unicum il fatto che siamo delle società grandi. Io non è che le posso conoscere tutte nel mondo, però le società grandi, quelle più famose, l'unica che ha come vicepresidente il figlio del presidente, che non è un uomo né del business, del management, né del calcio, né è un ex giocatore, cioè non ha le
nel mondo del calcio, non è questione di, non è una critica umana, perché tu dici sono nel film, però sai, sono 20 anni di carriera, conosco tutti, do del tu, dal presidente del Bayern Monaco, anche quelli onorari, al presidente del Barcellona. No, in tutte le cose nella vita, ragazzi, poi l'aspetto umano, in senso nobile, non parlo né di cose strane, di raccomandazioni, è fondamentale. Quindi quello che tu ti sei costruito professionalmente, umanamente, conta, ed è diverso se alza il telefono uno piuttosto che un altro. A uno possono dire, come succede nei film, no, è impegnato in una riunione importantissima, l'altro passami subito Maldini, ma quanto è il peso dell'uno rispetto all'altro? Questo, ripeto, non è un attacco personale, perché non abbiamo al signor Edo De Laurentiis, però è una struttura, cioè, quantomeno è strano, perché tu hai Nedved, pallone d'oro, hai Maldini come sopra, vincitori di tutto tranne il campionato del mondo, ma in passato hai avuto Bettega alla Juve, hai avuto Facchetti, è inutile che uno li nomina tutti, e hai Edo De Laurentiis. Quindi già quest'idea è un'idea secondo me sbagliata, ma un'idea sbagliata da un punto di vista proprio logico, perché non può essere una duplicazione della società. Il vicepresidente, diciamo, deve essere una persona come se fosse metà del mondo sportivo, metà del management, in modo tale che riesce a indirizzare, cioè se il presidente si rivolge a lui, non ha le stesse cose, le stesse idee del presidente, perché non è manager e basta. E lo stesso se il direttore tecnico si rivolge a lui, non è una duplicazione del direttore tecnico, perché ha anche uno sguardo, vedi Zanetti, manageriale. Zanetti che ha detto, sì, bello tutto quello che volete, la bandiera, però sono uno che deve imparare, mi iscrivo ai corsi, alla Bocconi. Quindi è la sua visione molto dedicata a quella figura, che non è solo perché che deve avere questa doppia, ok, così mi spiego meglio, deve avere questa doppia prospettiva. Se sei bravo è un valore aggiunto, soprattutto nei momenti di crisi, sia per il presidente, che non ha il signor sì che ti dice le cose che te, e sia per tutta l'area tecnica, ma così come altre figure, no? Come una direzione generale, c'è chi citava adesso Massaro, la Juve ha Trezeguet, che è nello stesso ruolo di Massaro, ma noi non potremmo prendere Careca, per dire, ecco, voglio lanciare un nome, ancora integro, perfetta forma, conosce varie lingue, una persona che di grande integrità, anche di grande misura e di eleganza nel parlare, molto simpatico, no? È perfetto per quel ruolo, forse anche altri. Io poi non ho la fortuna, l'ho visto solo una volta nel vivo, extra calcisticamente parlando, intendo, Careca, quindi potrei sminuirlo, però per dire l'impressione che Careca avrebbe lo stesso impatto, lo stesso ruolo che ha Trezeguet, ed è perfetto, tra l'altro, ripeto, su questa cosa non chiacchierato, quindi non hai l'ansia che poi devi mettere l'addetto stampa, però questa è una figura, non è che noi abbiamo come il vicepresidente una figura che può essere migliorata, non l'abbiamo, cioè la società non la giudica importante, dice il direttore generale, no, non l'abbiamo, quindi la società giudica non importante, anzi strategicamente sbagliato avere il direttore generale. La società giudica non strategico avere il direttore dello stadio, che è una figura ormai, soprattutto se vuoi farlo fatturare, lavorare in un certo modo, una figura fondamentale. Andate a vedere la Juve, andate a vedere l'Inter, queste grandi, parliamo Real Madrid, Barcellona, tutte, hanno il direttore dello stadio. Allora Giuntoli non può essere Eta Beta che dalla borsa o Mary Poppins tira fuori di tutto, e quindi non è un uomo che può, anche perché se dovesse fare tutto lui, per quanto possa essere bravo, Giuntoli è uno bravo, uno tosto, però se tu fai tutto rischi di fare non tutto bene. Siamo al discorso delle gare, che vedi che diceva anche Claudio, dovrebbe delegare i compiti a chi in quell'ambito più competente di lui, quante possibilità ci sono di avere una società più strutturata, mentre Valentina ci diceva questo discorso
anche delle dichiarazioni di bassezza rara, soprattutto sulle donne. Insomma, per lei ci riducono a una società quasi macchiettistica, anche le ultime. C'è un crescendo, ne parlavamo anche in privato, è un crescendo che riguarda anche la differenza tra i sessi, che è una continuazione, sta aumentando a dismisura questo. Tra l'altro in un momento storico che sta andando, perché poi tu la devi, il quando, no? Tu la devi respirare la storia, che sta andando in tutt'altra direzione. Hai visto il video del Real Madrid, la presentazione della maglietta nuova del Real Madrid? Perché ovviamente tutte le squadre del mondo, gli amici bellini, guardiamoci. Devo dire, sì. E tu hai visto quella del Napoli? No, perché? Sono distratto io. Distratto io perché ho il che fare. Insomma, il video, se gli amici bellini non l'hanno visto, andatevelo a recuperare, sicuramente lo troverete su tutti i social del Real Madrid. Il video della presentazione della nuova maglia che si fa a fine anno è pieno di donne e io non vi posso nemmeno dire, perché è colpa mia che non conosco quella realtà, se sono le donne del settore giovanile, se sono tifose o se è tutte e due insieme. Sono particolarmente... Scusate, settore giovanile, intendevo la squadra femminile. Sì. Sono particolarmente contento che in quella trasmissione dissi quelle cose, subito dopo hanno annunciato il professionismo, la finale, diciamo, devi insomma, la respiro, la vivo io la vita, non è che vivo in una grotta e poi esco, dice che è qua, che... quelle dichiarazioni che sono state un continuo ci mortificano, non è giusto. D'altro io vorrei chiedere a tanti colleghi, io uscirò un articolo, farò una serie di domande pacifiche, non so, al Presidente. Io un giorno vorrei capire che cosa si intende quando dicono un ottimo Presidente, cioè, perché bisogna cominciare a mettersi d'accordo quali sono le qualità che ci fanno dire che uno è un buon Presidente, Valerio è un buon musicista, no? Già i conti a posto, ho capito, però non è solo quello, no? Per esempio, se il Presidente è il numero uno, la figura di riferimento della società, e quindi la sua immagine, veramente rarissimamente tu ti puoi lasciare andare anche nella peggiore delle sconfitte a determinati atteggiamenti. Tant'è vero che per esempio nella Juve stessi juventini criticano certe manifestazioni non eleganti di Nedved durante, prima, dopo delle partite, che Betti che non ha mai avuto, per non parlare sempre, diciamo, parlate sempre male, ma per esempio la conferenza della presentazione del ritiro è di una gravità inaudita, io lo devo dire, perché non è una partita, quindi non c'è l'alibi dell'adrenalina della partita, non si dice ci hanno dato 200 rigori contro, e comunque un presidente deve mantenere un certo tipo di profilo, certe cose poi le discuti nelle aule giuste, è inutile che vai in TV a dire siete tutti. Non si parla di calcio perché era l'altro l'oggetto, non solo principale, ma uno della conferenza. Provieni molto più di me, perché è un grande produttore come tu, dal mondo del cinema. Dovete sapere che una delle prime cose che ci insegnano quando noi intervistiamo soprattutto gli stranieri e abbiamo questo incubo di come si pronuncia il nome di un regista, di un attore, di un'attrice, allora chi è un po' furbo, a parte che insomma negli anni poi tu lo sai, e soprattutto nelle nuove scoperte, tu vai dal capodetto stampa che ti ha concesso 5-6 minuti e gli chiedi è sicuro che si dice così, sai, perché adesso e lui ti dice sì, per non fare brutta figura. Nel caso non ci sia, come si chiama? Tu educatamente, proprio perché soprattutto l'inglese, ma ci sono ormai attrici polacche, come no? Educatamente diceva è corretta la pronuncia, che comunque è una forma un po' di difesa in calcio d'angolo, perché dice potevi un attimo sforzarti un po' di più, però quantomeno con educazione, con simpatia puoi trovare. E molte volte ci sono delle risposte di estrema simpatia perché dicono sì, effettivamente è difficile, ma pensate, no? Il mio regista preferito, che spesso su internet sentite dire Black Edwards, perché effettivamente la E in inglese si pronuncia I, in realtà è Black Edwards, voi vedete quando ha preso l'Oscar, perché il nome è William Black McEdwards, proviene dalla Scozia, quindi poi hanno tolto il Mac scozzese e si pronuncia Edwards, no? Quindi, perché tutto questo? De Laurentiis proviene pure dal mondo del cinema, dove questa attenzione nella pronuncia corretta dei nomi delle attrici, degli attori, dei registi è di normale amministrazione.
Scusa questa lungaggine, a No, questo no. punto l'ottima nostra amica Bellina mi ha servito un assist incredibile, ma non può essere che tu invece la butti sul triviale e sei il capo addetto stampa e puoi fare anche finta di non aver sentito e nel corso della conferenza poi ci aggiunge il peso oppure non va bene. Non va bene perché comunque informati, è una conferenza stampa ufficiale, se manco lo conoscevi, comunque non lo puoi non conoscere perché ci Lo stai. conoscevi già. Sì, perché comunque hanno dei rapporti di lavoro, non si preparano un giorno, si sentono per organizzare le cose. No, ma c'era anche l'anno scorso, quindi questa è proprio Sì. una battuta evitabile. Non è intelligente, non produce punti. È chiaro che quello è stato un gran signore, non ha fatto l'offeso, il permaloso, ma io cado dalle nuvole, per citare. Nel corso della conferenza, tutta una serie di affermazioni da parte, sappiamo di chi, evidentemente con estrema signorilità il tavolo istituzionale ha fatto finta di non sentire, non vanno bene, come non va bene, e bisogna dirle tutte, il fatto che invece il Presidente è stato bravo, che pure il Presidente dice però domande su di ma basta queste domande, sì, grazie, e poi la domanda, ma viene questo, ma confermate questo, perché è come se uno andasse alla presentazione del libro e dice ma confermate Mertens, è uno sgarro nei confronti non solo dell'autore del libro, ma di tutta quella platea che è andata lì per sentire la presentazione del libro. E anche se lì ci sono solo giornalisti accreditati, tutta la platea, che non è solo dei tifosi del Napoli, perché c'è una utenza che casomai non è tifosa del Napoli e poteva cogliere l'occasione per sentire quella che era l'accoglienza, le novità della stagione estiva di tutta la Valle. Non sono rimasti soddisfatti. Noi non ragioniamo, attenzione, non è quindi solo la caduta di stile della parolaccia, quadridimensionalmente, perché avrebbero potuto fare i colleghi quali sono le novità, come riusciamo quest'anno a conciliare un ritorno alla normalità, comunque la presenza del Covid che ancora c'è, quali ci sono di accortezze, cosa state prevedendo? È una domanda molto utile a tutti, non solo ai tifosi del Napoli, a tutti. È stata fatta? No. Allora, io potrei farti, Valerio, 15, non voglio sottrarre perché sono Però è stato pure bloccato da uno dei forse la secondo intervento di De Laurentiis, che diceva non vi dico niente perché i visitors che verranno sapranno quali sono le attività, eccetera eccetera. Quindi anche lì e l'assessore, chi era a fianco a lui, ha detto mi devo adeguare alla risposta. Questo è sbagliato. Continuiamo perché non è l'acquisto a sorpresa. L'ovetto Kinder, veramente. No, perché comunque, ripeto, a parte che sono persone deliziose, è una regione che conosco benissimo, è bellissima, consiglio a tutti, d'inverno e di estate è bellissima, quindi non è che per loro la stagione sono i 12-15 giorni della permanenza del Napoli. Non ragioniamo educatamente, quadridimensionalmente. Chiaro che in quei 15 giorni c'è un flusso di turisti forse maggiore, c'è un certo tipo di atmosfera, però bisogna essere non solo garbati, bisogna essere di alto profilo. Anche lì, no, vedi come la presenza dello staff tecnico di Spalletti si è indirizzato a sbagliare e non si è colta l'occasione per fare delle domande su degli elementi che ci sono parsi di incertezza, di debolezza, di differenza con gli altri anni. Appunto, uno non vuole manco giudicare, fateci capire, siamo noi a sbagliare a valutare questa cosa qui. Anche qui si è persa l'occasione per capire, anche perché qualcosa è cambiato in questi anni. Loro hanno avuto anche un anno di un disastro, diciamo, prima del Covid, dove il Napoli non è andato in ritiro. Potevi fare delle domande a questo punto tecniche, non inerenti, diciamo, all'accoglienza turistica, ma tecniche nel senso che dal primo ritiro all'ultimo c'è stata tutta una richiesta da parte della società per implementare delle attrezzature lì. Quest'anno qual è stata la richiesta, che novità annunciate, no? Per quanto riguarda campi di allenamento, perché ci sono state le cose in sala. Questa era per esempio più tecnica, ma aveva una sua logica, perché appunto essendo un ritiro di preparazione
fisica la stagione, ci sta una domanda del genere, no? Non l'hanno colto. Nel frattempo ringrazio Alessio Marigliano per la donazione e sempre il suo supporto. Ci dice Salernitana quasi in B. In realtà, vabbè, la Salernitana sta perdendo 3-0 con l'Udinese, ma tutto dipende dal Cagliari che è ancora sullo 0-0 a Venezia. Però se poi il Cagliari vince, Guido, si porta avanti di un punto, la Salernitana dovrebbe fare 3 gol nel secondo tempo. Insomma, è una situazione che va ancora valutata. Le paghi le rincorse. Ma allora veramente non volete iscrivervi a questo canale, non lasciate i like. L'anno scorso che abbiamo fatto noi? Tanti anni fa, Valerio, voi siete tutti bambini, mannaggia, cioè bene per voi, io sono vecchissimo. No. Non mi sono fatto, mamma mia, la barba si vede ancora più bianca quando non me la faccio, ma sono stracolmo di cose da fare. Però non è una giustificazione, quindi chiedo scusa per il mio aspetto estremamente trascurato e non all'altezza della vostra presenza. La Roma di Eriksson era spettacolare ed era condannato con la Juve prima in classifica. Cominciò a fare un calcio champagne fino all'arrivo dello scontro diretto all'Olimpico Stracolmo, dove la schiantò la Juventus. Mancavano 2 giornate, la Roma affrontava il Lecce retrocedosissimo, una retrocessione anche umiliante del Lecce. Io ho molti amici e tanta simpatia al Lecce, no? Lecce 1-3 nel primo tempo, poi la Roma perse quella partita 2-3. Se c'era quel giornalista che continua a scriverti Valerio Napoli di Verona, immagino avrebbe detto che è successo, perché non si sono venduti la partita, ma la Roma fece una rincorsa meravigliosa con un calcio che ancora ho gli occhi pieni e non so. Poi culminata con la vittoria sulla Juve e poi mi perdi con l'ultima in classifica già retrocessa. E guardate che non è vero che tranne se non sei la Juventus sul Napoli, inseguire lo paghi, è stressantissimo, e la Salernitana ha fatto veramente qualcosa di incredibile, però 8 era impossibile per me. Poi gli hanno fatto fare quelle 2 partite, l'ultima della girone andata e la prima del girone di ritorno, quindi sono diventati 11 e 3 14, però sono proprio pochini come punti nel girone andata, quindi uno vede solo l'ultima partita, non vede mai il percorso di una squadra, quanto ti costa il percorso, no? Quanto era difficile vincere o pareggiare con l'Atalanta quasi rischiando di vincere, no? Con un Udinese che non deve chiedere nulla al campionato. E poi comunque tu hai dei giocatori che per esempio a Napoli si sono stirati dopo 5 minuti, sia quando sono venuti l'avversario che quando sono venuti, e qualcosa conta. Sì. Nel frattempo Stellina e Rossana si interrogano sulla scelta che fa il tifoso, quale preferisce che retroceda tra Cagliari e Salernitana. Io veramente vado in difficoltà perché sono 2 squadre che non mi stanno simpaticissime. Rossana dice ci odiano sia calcisticamente che come città, ci riempiono di parole, dicono che non fanno parte della Campania, che Napoli non è Calaluogo, a Salerno vengo schernita sempre. Questa è la stupidità. Mi ricordo quando durante la stagione, soprattutto 2 o 3 colleghi, uno mi fa morire a me, ha fatto tutta una serie di articoli martellanti che dovevamo uscire dalle coppe, perché si torna tardi, anche ed era importante non mangiare, si mangia. Io pensavo, ma nel 2021-2022 il Liverpool ingaggia un astrofisico, il City ingaggia questo, il calcio sta andando in questa direzione e tu ti preoccupi, il giovedì mangi alle 3 o alle 4, come si chiama? Si torna aereo tardi. Poi verrebbe da chiederti, Valerio, a questo punto dovremmo consigliare a questo collega che invece doveva andare in Serie A il Benevento e la Salernitana, perché per il Napoli sono piccoli spostamenti in trasferte, invece costringe a trasferte lunghe. Sono cretinate, chiaramente sto scherzando, ragazzi, sto cercando di scherzare perché
perché è dura rincorrere. Però ha ragione che io mi sono dovuto svegliare alle 5 per Spezia, come se fosse una trasferta che io, perché è stato in trasferta. Sì. Infatti è molto più pesante per noi che per loro. Bravo. Questa è una bellissima considerazione. Ma guarda, quando ci fu Napoli-Juventus 3-0, qua si vede la mia vecchia, che fu quella del quarto di finale di Coppa UEFA, e fu una lotta, consentirmi di andare a vedere quella partita, perché io il giorno dopo avevo compito di greco. Siccome era una partita serale, tra l'altro finì tardi, supplementare, poi il punto, tornare in città, sicuramente tornai molto più tardi io dei giocatori, e sicuramente, nonostante ero un bimbo perché ero un liceale, no? Era molto più faticoso per me il giorno dopo, perché dovevo fare un compito di greco piuttosto che il giocatore. Quindi anche qui la metto a ridere, però a volte si perde un po' il senso della misura, nel senso che comunque è vero che esercizio del potere, è vero che tutte quelle cose lì, però di base è uno sport, cioè sono delle persone che vengono pagate per quello che noi facciamo pagando. Cioè se voi vi iscrivete in palestra dovete pagare, no? Loro si allenano mattina e pomeriggio, a volte non sempre pomeriggio, perché è funzionale, il loro fisico è funzionale, e giocano, voi pagate il campetto, pagate la cosa, e giocano con un fisico allenato in funzione proprio del gioco. Quindi tutto quello che abbiamo detto è vero, no? Però di fatto è uno sport. Quindi un po' take easy sul fatto che sono stressati. Ti pensa se tu il giorno dopo devi fare un'operazione a cuore aperto, o più di un'operazione di trapianto al fegato, parliamone. Al riguardo, domanda per Guido, al riguardo si torna indietro nel tempo, perché nel frattempo me le salvo e poi le recupero, dando per scontato, attenzione Giacomo, ti metto in stand by un attimo perché Frank Parziale è impazzito. Ti riprendo subito Giacomo, aspetta perché sennò me lo perdo. Frank Parziale completamente folle, pazzo e pazzesco. Buonasera fratellone mio caro e gli amici Bellini e al signor Guido, vi voglio bene e sempre forza Napoli. È proprio è supporto allo stato puro. Grazie mille Frank. È arancio e color dorato, senza nemmeno domanda, non posso far altro che ringraziarti. E speriamo che ti interessi magari la domanda di Giacomo che chiede a Guido, dando per scontato che avremo questa gestione, questa dirigenza, cosa serve al Napoli per competere nello specifico della rosa per vincere, e arrivare a vincere e competere? La domanda è interessante perché è anche una domanda di grande resa, con grande dignità. Sì, persone intelligenti che vogliono dialogare, capire, perché poi io non so nulla e capisco con voi, cioè cerchiamo di ragionare, perché ti fa già capire che una persona intelligente dice è inutile prenderci in giro, se quella è la mentalità che noi sposiamo, nel senso che no, se quella, io ho sempre detto, la filosofia presidenziale è sua, non la puoi contestare, però possiamo vedere cosa porta, dove porta, come. Molto difficile, anzi un presidente che dice io devo essere più presente a Castelvolturno non dice io devo implementare le figure. È vero, ci ha già risposto lui. Manco a farla apposta, io ti ho mandato 2 schemini, quindi altro che non voglio rispondere a Giacomo Guida e voglio super rispondere con allora. Sembra che mi ha letto nella, vedi? No, una alla volta, lo vediamo, perché sennò. Partiamo con l'1. Ok, allora, questo diciamo è il nostro roster, la formazione diviso per ruoli, ed è molto importante ragionare insieme su alcuni parametri. I portieri con Ospina in scadenza, Meret, Marfella, vi segno la data di nascita, anche la scadenza del contratto, le presenze, i gol, i portieri non segnano tranne raramente, è successo, però segnano, però. E le presenze totali, quindi anche nelle coppe eventuali nazionali e internazionali, e i gol totali, stesso discorso. Capitolo portiere è un po' delicato, perché Ospina è praticamente in scadenza, gli altri 2 sono in scadenza l'anno prossimo. Lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno? Sì.
Ok. Perché nessuno lo dice questa cosa, quindi dobbiamo capire, perché poi significa soldi, il portafoglio. Il Napoli conferma Ospina, significa che Meret parte. E anche qui contraddizione di chi continua a giocare meravigliosa la stagione di Spalletti. Poi vediamo quanto meravigliosa sarà dal punto di vista del mercato, cioè quanta richiesta ci sarà per Meret, quanto ce lo pagano, se va via poi di prestito in prestito, no? Se vanno via tutte e due, a questo punto il Napoli deve prendere 2 portieri e il terzo in scadenza l'anno prossimo. La situazione è un po' delicata, non verranno confermati tutte e due perché i procuratori di Meret hanno detto con grande garbo, educazione, anche fermezza, che è finita questa convivenza. Però noi abbiamo un tassello importante, perché poi affidare la porta del Napoli non la puoi affidare a un portiere con scarse garanzie. Quindi intanto ci serve un portiere, perché se va via Ospina, che invece ha richieste vere, però ha la stima di Spalletti e della squadra, dipenderà da lui, perché poi rifiutare determinate offerte non solo per i soldi ma anche per il prestigio è difficile. Significa che la società sarà chiamata a decidere: ma Meret è il nostro portiere del futuro, gli devo chiaramente rinnovare il contratto e poi avere tutta una serie di schermature mediatiche in società per farlo lavorare in massima serenità. Poi spetterà a lui dimostrare di essere questo grandissimo talento o meno. Io non sono quello che lo critica come critica Ospina la bisettrice, né che dice un genio. Purtroppo dobbiamo vederlo. Gli esterni bassi, avevamo 3 classe 91, sappiamo che 2 ci hanno salutato. La cosa importante è che noi vedremo che chi ci saluta, tranne Koulibaly che resta, sono anche giocatori che hanno più, non solo carisma, più presenza. È molto difficile, Valerio, poi quando parti da un nuovo ciclo, avere pochi o zero giocatori con più esperienza, soprattutto quando l'unico giocatore con più esperienza e più carisma, che tra l'altro un pezzo di pane, è anche quello in scadenza. Perché Koulibaly, se deve rimanere come capitano del Napoli, deve rimanere, bisogna confermarlo, altrimenti non è questione di cattiveria. Un nuovo arrivato dice sì, ti rispetto quanto vuoi, ma tu l'anno prossimo mi lasci. Non è una questione di mancanza di rispetto, di strafottenza, è una questione di che tu comunque vada la stagione, i cocci sono miei perché l'anno prossimo te ne vai, e invece i cocci sono miei, quindi io vado in Champions, non vado in Champions, mi prendo i fischi, dovrò affrontarla io. Ed è una cosa che noi abbiamo pagato quando sono andati via Amsi, perché i giocatori con più presenza e più carisma erano giocatori sulla pista di partenza. Allan, quello che è successo in Serie. Quindi c'è da comprare 2 terzini, perché Di Lorenzo rimane, Mario Rui rimarrà. E a questo punto la domanda che ci poneva, perché sul portiere è un punto interrogativo, che compreremo 2 terzini alla Malquit e Pinco Pallino, cioè persone che non devono mettere in ombra, in discussione la titolarità di Lorenzo, uno pari o uno meglio, spendendo bei soldi. Chiaro che se io dovessi scegliere come analista e tifoso, dico no, io voglio uno almeno pari a Di Lorenzo, perché secondo me questa cosa non può funzionare. È bello che facciamo tutte le cose, ho giocato tutti i minuti, però poi hai dei cali durante la stagione e non è poi quel giocatore che ti, come Leao, com'è, che ti porta alla vittoria allo scudetto. Però è la prima domanda filosofica: che cosa vogliamo fare? Cioè, il rincalzo, che poi dobbiamo sentirci dire la migliore rosa sono 20 titolari, oppure no, lo capiremo poi là. Certo è che il giocatore che ha più presenze in campionato è in totale è Mario Rui, e anche quello che ha una scadenza abbastanza lontana, tutto sommato. Quindi è uno che avrà l'anno prossimo, te lo anticipo, un grandissimo peso nello spogliatoio del Napoli, anche se non viene nominato, anche se non viene mai nominato. Centrale di difesa, qua mi sono sentito preso in giro da Spalletti quando a Italia Mail ha detto perché non mi ha chiesto il Tranzebè. È venuto nel caso proprio ci fosse stata la moria delle vacche, per citare Totò. Parte con mezza presenza in campionato e mezza presenza nelle coppe, 2 presenze, 0 gol. Juan Jesus potrebbe essere confermato. Abbiamo appunto Koulibaly, scadenza l'anno prossimo, e Rachmani. Cioè dobbiamo prendere 2 centrali
di cui uno forse verrà confermato Juan Jesus e l'altro va bene, un ragazzo, un Luperto che non è più un ragazzo, cioè, non penso che qui verrà speso un grande patrimonio, cioè rimarranno questi tre, è chiaro, però è inutile prenderci in giro, cioè Napoli non è che ha questo budget infinito, cioè deve mettere soldi per il portiere, soldi necessariamente perché ci mancano per 2 terzini, soldi per un centrale di difesa, anche un ragazzo di giovane promesse. La cosa delicata è quello dopo, te lo mandano, no? Hai fatto bene a ricordare che Luperto è ancora nostro e bisogna capire se l'Empoli lo vuole riscattare oppure Esatto, se loro torna hanno a casa. un'opzione. Perché è la questione poi non solo nevralgica, quella del centrocampo e dell'attacco, Caspita. ma anche quella più costosa, come noi sappiamo. Perché Anguissa, il presidente, ha detto, su questo il presidente è molto serio, quando fa queste informazioni dobbiamo sempre riconoscere, non ci ha mai preso in giro, quando ha detto lo confermiamo, significa che la trattativa è in porto, chiaramente ha un'età anche abbastanza giovane, Anguissa, nonostante sembra senza età, no? Come spesso capita ai giocatori Sì. provenienti dall'Africa, e non è una connotazione, oggi dobbiamo essere attentissimi, no? È una statua, è bellissima, cioè, però quando io vidi per la prima volta la data di nascita ho detto porca miseria, pure giovane, cioè sembra Dem in realtà è più anzianotto, vediamo. Per ora sembrano tutti confermati. Se dovesse partire Fabian Ruiz, è chiaro che tu devi compensarlo con un giocatore di più o meno di pari livello. Il centrocampo è come coloro che sono sospesi, perché poi aspetti sempre che Zelinski esplode, ed è il giocatore dopo Koulibaly di tutta la rosa che ha più presenze del Napoli, è arrivato a 281 e più gol del Napoli, che ha più degli attaccanti, pensate quanto è strategico, cioè, però non sembra il giocatore che ha questa personalità che ti tira fuori dal fosso quando le cose vanno male, un giocatore che ha chiesto di essere ceduto, questo lo possiamo dire, durante la stagione, vediamo, non è la partita di oggi che ti fa dire ha una scadenza non l'anno prossimo, quindi comunque non è in quella situazione, nessun giocatore tranne Fabian Ruiz è in scadenza 2023, però è un settore dove o rimani così e comunque rimani con un buon centrocampo, sostanzialmente non anziano e anche di buona esperienza, nel senso all'interno dello spogliatoio, perché se non parte nel Fabian Ruiz né Zelinski ci sono almeno 2 giocatori che hanno più di 150 presenze, non sono poche nel Napoli. Se dovesse partire Fabian Ruiz, lì l'acquisto proprio per il ruolo, sappiamo quanto è importante il centrocampo, è un acquisto dove costerà caro e lì proprio Giuntoli non deve sbagliare. Sull'attacco è un grossissimo punto interrogativo, perché sappiamo che Insigne e Mertens partono. Guido, ti fermo un attimo su un dato che mi faceva sorridere, cioè non sorridere, una bella cosa a cui non avevo mai pensato. Più o meno come media gol tra Fabian Ruiz e Zielinski siamo lì, perché, perché Zielinski 281 ne segna 40, Fabian Ruiz è già a 22 dopo 166, quindi poi ovviamente le presenze, questi non sono i minuti, lo sappiamo, non c'è bisogno. Valerio, che ti ho detto? Ma la domanda che ci ha fatto l'amico Bellino è veramente la domanda intelligente, non faziosa, no? Perché qui dovremmo spendere i veri soldi, Valerio, su Fabian Ruiz, cioè su chi sostituisce, perché è uno che ti sta garantendo anche gol, qualità, anche se sentiamo tutti i colleghi lo accompagnano all'aeroporto, lo accompagno qui, ti assiste, cose, queste cretinaggini. Perdiamo 730 presenze tra Insigne e Mertens, che sarà vecchio Mertens, sarà che come è stato scritto non lo rimpiangiamo Insigne, ragazzi, perdiamo 730 presenze, un poco più, con un numero di gol, lo vedete, mostruoso, con Petagna che ha chiesto di essere ceduto, un as pure, non sappiamo, cioè l'attacco sappiamo chi è arrivato, Lozano che aveva chiesto, l'attacco è un punto interrogativo, possono rimanere tutti, ci può anche essere il super regalo di Mertens che è strategico, perché oggi tutti gli avversari salutavano Mertens quando è entrato in campo, gli avversari, non i compagni, cioè con i compagni è normale.
certo. C'è una riconoscibilità del carisma, dell'importanza, del significato di quel giocatore all'interno della squadra e del campionato che non è data dall'articolo lunare, cosa è data dal campo. Ma io l'ho notato anche durante la partita, quando è entrato Mertens subito Maggiore, il capitano lo suo, si sono abbracciati. Sì. E cioè una persona che ha un peso enorme, non necessariamente che deve urlare e alzare la voce, il peso non si vede, il grande errore di Hamsik, no? Perché dice ma è buono, non è quello, o Albiol che non è mai sembrato un vastasso eccetera. Il peso significa la credibilità, ragazzi. Usciamo fuori da 7 sorelle, 11 finali, si è spaccato tutti questo luogo. La credibilità significa che se io dico anche una sola parola, andiamo, mi seguono perché sono credibile per quello che ho rappresentato, non solo con i gol, no? I gol o le presenze, però significa anche che tu stai da tanti anni, e stare da tanti anni in un ambiente significa che ne hai viste di cotte e di crude, e sei anche sopravvissuto a quelle cotte e crude, no? Quindi tu perdi, speriamo di non Mertens, due pilastri enormi, uno un po' più musone, uno più solare, sia tecnici che umani, uno sicuramente forse più carismatico dell'altro, però non voglio togliere nulla a Lorenzo Insigne, con dei giocatori che sono dei punti interrogativi, Lozano, che o esplode, ce l'hanno posto la figura, e l'attacco, e noi sappiamo che gli attaccanti costano molto di più dei difensori, quindi è chiaro che serve, se va via Mertens, abbiamo la certezza che Osimhen esploda? Secondo me non parte, non sono veri 120 milioni, che aumentano sempre di più come i tifosi del Napoli della Rentis. Abbiamo visto che con le grandi squadre non segna così tanto. Abbiamo visto che noi siamo andati in difficoltà quando abbiamo puntato sul gioco palla lunga a lui e abbiamo snaturato invece il palleggio, la capacità di prestare alti, di ripartire, di togliere ossigeno alla squadra avversaria. Tant'è vero che abbiamo avuto addirittura partite con, cosa rara, il possesso palla agli avversari. Abbiamo ricambiato il modo, cioè tornando all'antico modo di giocare, e Napoli è tornato a queste percentuali bulgare, cioè 67, 68, 57% nel cosa, quando abbiamo perso, per dire, abbiamo avuto il 49% di possesso palla o 49 di nuovo per cento con la Roma. Non è solo quello, però non può essere un caso. Con la Roma abbiamo avuto con la sconfitta con la Fiorentina abbiamo corso 78 chilometri. Qualcosa non è andato, perché palla lunga così non andava da nessuna parte. È stata la partita dove il Napoli ha corso di meno, ha snaturato il suo gioco. Quindi io non so come vorrà giocare Spalletti, ma è chiaro che noi ci dobbiamo trovare di fronte a due grandi questioni. Una è quella economica e non dipende da noi, cioè comunque noi analisti, nel senso, dipenderà dalla società quanto può investire, dove vorrà investire. Non spero non nel valore anomalo che abbiamo avuto Osimhen, cioè tanti soldi su un giocatore, preferisco 20 e 20 su un giocatore, però siamo di fronte a un ciclo. È un ciclo che pagherai, perché quando tu non hai più l'ossatura morale di una squadra, e ormai se ne sono andati via tutti, Amsterdam, è inutile che lo nominiamo, è rimasto solo Koulibaly, perché Zelinski non lo vediamo di carisma, beh, si tratta di rifondare proprio caratterialmente una squadra di calcio, e la pagherei in punti. E il prossimo campionato, già ve lo anticipo, è un campionato per noi anomalo, per tutti noi, quindi sarà da ridere le sette sorelle, tutte le cretinate che sentiamo, perché non si è mai verificato un campionato che si ferma per la Coppa, il campionato del mondo a Natale. Quindi iper compresso, anche per questo l'Atalanta è voluta uscire fuori dalle coppe, perché preferisco non perdere tanti punti, sarà molto compresso agosto, settembre, ottobre, novembre, e i punti che perderai a ottobre e novembre ti costeranno la Champions o la qualificazione Europa. È stato un calcolo che avranno fatto, secondo me, molto strategico. E attenzione, non sto dicendo di scorrettezze, calcio scorme, sono scelte che a un certo punto la coperta quella è. E quindi sarà un campionato, perché vi ho fatto vedere questa tabella e quando vi ho detto l'amico Bellino ha fatto una domanda intelligentissima, dove ovviamente chi ha una squadra già collaudata, con piano tecnico collaudato, può pagare meno dazio, perché se tu perdi, come è giusto che sia, è successo alla Juve quest'anno, no? Il cambio tecnico, tattico, dei punti all'inizio non li riprendi più,
E quando tu devi riformare tutto, è più normale, logico, umano e assolutamente fisiologico che tu possa perdere più punti all'inizio, perché sei meno collaudato. Quindi sarà molto delicata. Sicuramente chi dirà scudetto, sette sorelle, è qualunquismo puro. Noi stiamo rifondando, capiremo quanto, io non ho qua nessuna né previsione né Serie B, quello che dirà Guido, no, quanto sarà drastico o meno, ma il dazio lo pagheremo. E non è scetticismo, è analisi di tanti campionati. Vedete tra l'altro la Juve quest'anno, che ha fatto meno della Juve di Pirlo, perché non è solo il cambio allenatore, cambio di giocatore, e comunque aveva Chiellini, Bonucci, dei grandi vecchi, si pagano alla fine anche del loro ciclo sicuramente, nonostante sottolineiamolo questa cosa qui, nonostante abbiano almeno le altre cose, 7-8 cose che hanno struttura, hanno personaggi, hanno organizzazione, e si paga comunque. Questo perché poi alla fine sarà definito lunare in un certo modo di analizzare in realtà la stagione di Spalletti, però poi alla fine, ragazzi, comunque è calcio, comunque c'è lo stop sbagliato, il tiro, il passaggio. Oggi Valerio mi ha fatto ridere, no? Il primo passaggio dello Botman, un paio di svarioni per eccesso di talento e di sicurezza e anche di pressione che tu non hai, perché il giocatore sembra veramente una molla, cioè non riesce a perdere mai il controllo del pallone in base al controllo del corpo e l'avversario, il campo. Sembra facile, ma invece è ammirevole, c'è qualcosa di altissima, cioè, la Botman è un giocatore che poteva giocare, non è una buttata, veramente nel Barcellona di Guardiola, come si sta dimostrando tecnico e tattico all'interno proprio dello scacchiere, cioè è in perenne movimento, e su certe cose, anche per il fisico, il baricentro più basso, è addirittura più tecnico di Jorginho. Jorginho però era più bravo nella pressione alta per il recupero palla o per fermare l'azione in partenza, se volete la differenza. No, non è un caso, leggi la domanda. Francesco da Barcellona dice: secondo voi è un caso l'ascesa delle milanesi e la discesa anche come numero di favori della Juve, alternanza di poteri? Ma quello è il quando. A questo punto tu non ti sprechi come chi vorrebbe il VAR a chiamata, che cretinale, non ti sprechi una stagione di tanti, quando comunque non sai che non puoi, che se ne dicevano quelli, la Juve ancora può vincere, non te li sprechi, perché tu annusi, mi ha detto questa è una stagione dove basta poco, e al momento giusto, quel punto lì, no, nulla è un caso. Non è un caso che oggi si svegli il nostro presidente Gravina. A proposito, Guido, io volevo, non so di chi era la dichiarazione sul fatto del VAR a chiamata che hai citato, volevo commentare questa cosa anche insieme a te. Ma non è detto che il VAR a chiamata debba escludere il VAR normale, cioè io ho sentito questa cosa, no, il VAR deve esserci sempre, quindi il VAR a chiamata no. Ma perché non si può pensare di avere il VAR sempre e invece quando non interviene ho una chance o due chance di chiamarlo per forza? Ma dici bene, io vi faccio notare una cosa, che di nuovo un'analisi della realtà. Se ci fate caso, in tante partite, non solo quelle che riguardano il Napoli, ultimamente si sono verificate delle situazioni che sono state affrontate con grande calma e precisione, tra l'altro tutte sono state o confermate o corrette con una precisione quasi tendente al 100%. Quindi non è che non si può fare come l'europeo o mondiale, no? Cioè non è né tecnicamente né mediaticamente e né umanamente impossibile. Di nuovo si gira intorno al problema, nel senso che è molto semplice, andrebbe semplicemente eliminata quella parolina e quella norma del protocollo di attuazione. Cioè il VAR deve controllare a prescindere tutti i gol. Beh, io tra l'altro sto sereno io giocatore, sto sereno io allenatore, quelli dell'altra squadra, sto sereno io giornalista, sto sereno io arbitro, perché non sono corrotto, non devo imbrogliare nessuno, ma sono un uomo, mi può passare uno davanti proprio in quel momento e non vedo il tocco sulla caviglia, quindi nessuna cattiva fede, e so che ho il piano B, e che piano B che mi aiuta, no? Quindi dovremmo essere sereni. Basterebbe tutto, che non ha senso chiaro e evidente, il VAR lo controlla perché è giusto vidimare
come in un documento, no? Vidimare la esatta, la correttezza dell'azione che ha portato al gol rigore. Semplicissimo, molto semplice. Alla lunga queste cose porterebbero a pochissimi errori, perché di nuovo, come giustamente faceva notare Valerio, non è che l'uno poi deve cancellare, e io come vi dissi, attenzione, poi nessuno di noi ha la sfera di cristallo e può prevedere che una partita avrà 10 episodi da fare 1-0, la partita dopo 5, che faccio? Io oggi non ne ho utilizzate le mie 2, me le porto in arretrato, che l'IVA la scarico dopo, cretinate. Oppure una partita ne ha avute 4 ma già ne ho utilizzate 2, quelle erano incerte, mannaggia, me ne fossi tenuta 1 perché questa era l'ultima, era più sicura, e crei di nuovo malumore, dietrologia e tutte quelle cose. No, molto semplice. Ogni azione qualificante, rigore, gol, deve essere controllata. Lo è controllata, e di nuovo molto semplice. In caso di discordanza tra Ancelotti, uomo di campo e di intelligenza, tra il VAR e l'arbitro, siccome l'arbitro, a meno che non mettiamo nel protocollo il VAR è più importante dell'arbitro, allora scrivetelo, l'arbitro nel caso non si trova, il VAR gli ha detto una cosa, lo va a vedere con grande serenità, vede, controlla, e l'ultima decisione è la sua, quindi a questo punto ha avuto gli occhi del campo, gli occhi della camera. Sarebbe semplicissimo, in realtà non si tratta di spendere soldi, nuove persone, nuove metodologie, no, è tutto quello che abbiamo, già ce lo abbiamo, si tratta di prendere il pennarello, cancellare, e ripeto, magicamente, visto che 30 anni ho detto la trasparenza, parleremo, non è il momento giusto, ho detto 4-0, vabbè. Vabbè, adesso è crollata chiaramente la Salernitana, e il Cagliari è nelle sue mani, no? Certo dispiace perché quei pareggi... È una bella storia, tutta quella rincorsa. Però di nuovo quella cosa del povero vecchio Guido Gentile, e non mi trovo di nuovo con Spalletti e con i colleghi che hanno definito in quei modi, non è uno scagliarmi, no? Io sono bravo, no, attenzione, è semplicemente che poi i numeri però non possiamo trascurarli. Ci si salverà a 31, il Cagliari non ce la fa, il Cagliari vince a 32, ragazzi, viene confermato questo studio che sto facendo, non i 40, non i 38, non i 37, ci si salva a 32 forse. Dov'è la lotta della retrocessione? D'altronde Guido mi ricorda una frase fatta: se pareggi tutte le partite non è detto che ti salvi, e ne faresti 38, in questo caso basta, ne avanzano. Sì, però è l'unica cosa per certa che io ti ho detto all'inizio delle nostre trasmissioni, quando Rita, auguri, mi sfotteva, diceva fatemi aspettare alla 10ª, alla 12ª questo studio perché vediamo che cosa si sta dicendo il campionato. Però io questa cosa vi dissi, sono anni che stiamo valutando certe cose, e questa cosa non interessa a nessuno, che la lotta per la retrocessione è sempre più bassa, i punti sono sempre di meno, la forbice tra le ultime e le prime si allarga sempre di più, che non è vero che ci si salva, e basterebbe prendere i dati di ogni anno, segnarli e vedere tra un anno sempre quelli, sempre bassi, quest'anno giusto l'ultima in classifica a pochi in più, però diciamo non ti servono 38, te ne servono 34 ormai statisticamente per salvare, che è male, però è un argomento, Valerio, che non è nelle trasmissioni, anzi si dice il contrario, che evidentemente da Gravina, mi fa piacere che si è svegliato, non interessa a nessuno, quando tu lì, mi spiace, non mi trovo con Spalletti, aumenti la competitività, non solo allargando la lotta, più squadre come per la Champions, ma se effettivamente ti servono 42-43 punti per salvarti, non solo i 40 di un tempo di più, allora veramente tu togli qualche punto in più, non vinci scudetti con 91, eccetera. Ma è una balla, ma non è una balla perché lo dico io, perché a me non mi frega niente dirvi le cose, prendo, vedo guardo le partite, guardo i numeri, creo algoritmi, come si chiama, e dice quello, cioè lo studio è finire il momento della trans agonistica che ti può far vedere in maniera distorta perché romanticamente, affettivamente le cose, e poi dici no, però effettivamente non è così, io non ho valutato questa cosa, però è solo una partita, è solo 2 partite, è solo un campionato, mo sono 15 campionati,
e quindi non è... Sì, Sara, stiamo parlando proprio di questo. Ovviamente ci stanno aggiornando sulle Quindi, partite. Questa cosa ve la dissi subito, detto un argomento, è un mio pallino che lo scrissi nero sul banco l'anno scorso, non interessa proprio a nessuno in Italia e non può essere il paracadute. Se noi non aumentiamo realmente la competitività di tutto il campionato, non puoi dare tutti i soldi alla Juve, Inter, Milan, pochissimi diritti TV alle altre squadre. Se noi consentiamo di fare molto più debiti alle grandi squadre e agli altri no, noi consentiamo tutta una serie di cose, ci prendiamo in giro, queste squadre diventano sempre più deboli e il campionato, le 7 sorelle lo vincono sempre 2-3 squadre, perché poi alla fine quest'anno chi aggiungiamo? Aggiungiamo l'Inter, aggiungiamo il Milan, aggiungiamo l'Inter, aggiungiamo il Milan, aggiungiamo la Juve. Quindi da dopo il giubileo hanno vinto solo 3 squadre, 7 sorelle, e prima di quel giubileo solo 3 squadre. Noi negli ultimi 31 anni, sì, dal 92 ad oggi, 91-92, cioè, hanno vinto 3 squadre più il giubileo che era anche fatto Lazio e Roma. Guarda un po', sono 31 anni, 31 campionati, scusate, sono tantissimi. Quindi dove sono queste 7 sorelle? E soprattutto da quando il calcio è diventato finanziario, le holding, le quotazioni in borsa, cagate varie, plusvalenze, eccetera, questa lotta della retrocessione che un tempo veramente era affascinante, gli Avellino, gli Ascoli, come dire, era l'Alma Bianca, è diventata pasta frolla, Valerio, pasta frolla, perché alla fine ci si salverà 32-31 punti. Sono pochissimi. Pasta frolla, mi piace pasta frolla, lo ripeterò spesso. Signor Gentile, è credibile, come si dice sempre, che ADL non abbia mai avuto offerte per il Napoli e che è tutta colpa della camorra se lui non ha mai fatto investimenti sul territorio? Anni fa, non troppi però, nemmeno purtroppo pochi, durante uno dei tanti corsi dell'aggiornamento per l'ordine dei giornalisti, conobbi una serie di magistrati, cioè, e poi partecipai per cultura personale, io sono un curiosone, tutta una serie di convegni, e uno di questi convegni scoprì una cosa che dall'alto della mia totale ignoranza non sapevo, che la mafia, diciamo l'associazione criminale organizzata più potente in Italia, non è la mafia, non è la camorra, ma è l''ndrangheta, perché è quella che detiene, mi spiace dire queste cose, il monopolio del traffico di stupefacenti. E ci spiegarono con numeri alla mano qualcosa di molto inquietante, nel senso che a un certo punto non era più necessario avere i famosi 5 passaggi della mafia o 6-7 della camorra, eccetera. Al terzo passaggio l''ndrangheta legittimamente non riusciva neanche più a delinquere, perché il moltiplicatore di guadagno di questi stupefacenti è talmente elevato che tu sei obbligato, perché quella è l'economia di un tessuto sociale di un paese, di una nazione, a essere costretto a investire in attività legali. Che non è il riciclaggio, è una cosa inquietante che io scoprì, no? Ed era all'epoca la quinta, poi è diventata la terza mafia più potente al mondo. Quando Saviano disse in quella che è un maestro, perché di cronaca nera, giudiziaria, assoluto, poi simpatico o simpatico, ma insomma conosce, ma fortunatamente non mi devo occupare di questo nella vita, ma di cultura, sport e spettacolo, cultura e spettacolo. E si incacchiò un noto politico perché aveva detto che l''ndrangheta opera a Milano, ma è ovvio che opera a Milano perché il maggior centro di raccolta bancaria, c'è la borsa, ci sta la televisione, la moda, quindi non è che tu i soldi li vai a fare nel paese sperduto del Molise, con tutto il rispetto del Molise, non che sia brutto il paese sperduto, ma vai a fare nel centro di potere di raccolta finanziaria, no? Morale di favola, non è che negli altri, come si chiama, città non c'è, tant'è vero la famosa inchiesta nata per infiltrazioni camorristiche, cioè dell''ndrangheta a Torino, poi ha fatto scoprire la compravendita dei biglietti gestita da 5 clan della 'ndrangheta allo stadio di Torino, perché attraverso quella compravendita fatturavano e guadagnavano, ma è normale perché la società di calcio più ricca e più potente, che ha fatto lo stadio nuovo, che aveva anche i biglietti più cari in quel periodo storico, negli ultimi anni di storia, non è che ci vanno Valerio e Guido. No, domanda di nuovo, sembra molto semplice.
ci vanno quelli che Valerio e Guido che vanno a fare con $2, non vanno a fare niente, al massimo si vedono la partita, praticamente sto scherzando. Quindi è una stupidaggine, e lì un collega doveva dire: Presidente, è una stupidaggine quando lei mette in mezzo che non può fare il centro sportivo perché la camorra, non può fare lo stadio per la camorra, perché comunque c'è la mafia cinese, c'è la Yakuza, la mafia giapponese, quindi noi indichiamo con mafia ormai le associazioni criminali organizzate mondiali, no? Però in realtà ce n'è più di una, e in Italia la mafia non è più potente, anzi, della camorra, anzi, e soprattutto non sono più potenti insieme dell''ndrangheta, che non opera nel napoletano. Non opera nel napoletano perché se andate a vedere sulla classifica del Sole 24 Ore, che sarà opinabile, tutto quello che volete, però diciamo è un giornale con i contropuntini istituzionali. Andiamo a vedere il reddito pro capite italiano, Napoli non è prima di Milano. Andiamo a vedere la raccolta bancaria dei conti correnti, Napoli non è prima di Milano. Andiamo a vedere il reddito da pensioni, Napoli non è. Andiamo a vedere la presenza di società per Napoli. Quindi, di nuovo, non è che tu stai parlando, con questo non sto sminuendo, di un tessuto sociale economico in questo periodo storico è la punta di diamante economica in Italia. È una città capitale insieme a Londra e Parigi, e lo avverte a Napoli, che ha anche un certo orgoglio di essere una antica capitale europea, una città piena di tutte cose belle che sappiamo della storia, però non la possiamo paragonare a dei centri di potere economico in Italia. Tant'è vero che il costo della vita in una città di Milano è uno dei più alti al mondo, paragonabile in alcuni costi della vita di Hong Kong. Il valore immobiliare delle case di Milano è altissimo. Quando esce la classifica ogni anno delle città più care, Parigi, New York, non c'è Napoli, c'è Milano, se vogliamo parlare di cose vere. Perché vedi, la domanda dell'amico Bellino, e secondo me c'era anche una sottile vera ironica, però non sentiamo la voce, però scopre un nervo scoperto, perché poi se vogliamo fare qualunquismo, non ci accide nessuno, queste cose qui e là. Se invece dice: Presidente, non è così, perché se fosse così, le prime a essere penalizzate sarebbero proprio le società di calcio, che sono quelle che vincono di più. Quindi ha detto una cosa contrariamente al vero, è un autogol, perché sono le prime a essere attaccate, e a parte che ci sono queste informazioni, ha detto è un autogol, ha detto non lo fa perché non c'è la volontà, se non c'è la volontà ci deve spiegare, non gli interessa, ha tutto il diritto per non essere interessato, perché non lo puoi costringere, ma non devi trovare un alibi che non esiste. Si lega benissimo questo discorso alla domanda di Albino, che dice: buonasera, visti anche i numeri che avete esposto, quelli là buoni degli ultimi anni, insomma, da Donatore Mazzarri, il Napoli, o meglio ADL, al Napoli, o meglio ad ADL, non interessa vincere lo scudetto perché verrebbe meno la politica dei tagli ingaggi, perché è sistematico l'aumento di ingaggio. Cioè, Guido, quando si vince è automatico che poi i giocatori ti chiedono un aumento, è difficile poi mantenere quella storia. Come funziona? Perché questa è la prima cosa che si dice in città. È un po' diverso rispetto al passato, a parte che i contratti di adesso sono talmente machiavellici, con vari bonus facilmente raggiungibili. Napoli non ha mai avuto, mi sembra, il premio scudetto nei contratti, quindi poi si dovrebbe andare a trattativa privata. Dici: Presidente, quanto ci riconosci? C'è sì chiaramente il rischio che hai procurature che bussano alle porte, ma questo noi l'abbiamo avuto sempre nel corso di questi anni, anche per lo stop finalmente giusto di Gargano, che incominciava, per non andare sempre ai nostri terzini, no? Ma questo succede anche nelle altre squadre, che un giocatore fa uno starnuto giusto, ma anche uno stop, e con 4 anni ancora di contratto incomincia a dire però mi vogliono lì. E lì è anche la forza, di nuovo, serietà di una società. Vedi Maldini, che non è ceduto alle pressioni, non voglio usare termini secondo me forti, che non c'entrano niente, come quando abbiamo usato i processi come metafora l'anno scorso. Però diciamo certe pressioni, sia della buonanima di Raiola che di una certa piazza, e ha detto no, noi stabiliamo fino a un certo punto e ci diamo anche delle regole, e diventa anche un esempio. Quindi il rischio c'è, però
se tu hai un certo, vedi, se tu avessi Marotta, sanno che a un certo punto i giocatori, anche i provocatori, più di tanto non possono tirare la corda, perché Marotta è tosto, ha molta esperienza, non è da ieri che nel mondo del calcio vedi il caso Icardi, cioè. Quindi di nuovo domanda semplice, risposta complessa, torniamo al punto di partenza, cioè alla fine probabilmente certe figure all'interno della società che hanno esperienza in quel settore, non è una questione mai personale di antipatia e simpatia, ma di competenza e anche di anni purtroppo, che tutti, perché Marotta del giovane non è Marotta di adesso, anche lui ha fatto un percorso e prima aveva meno forza, meno carisma, no? Alla fine contano in tante cose durante la stagione e contano anche nel rischio di poi avere una deriva di aumenti a cascata che ti fa aumenti, che poi a un certo punto puoi anche dire guarda, non te lo voglio fare, ti metto sul mercato, ti vendo piuttosto che ti darti da 3,5 a 7 milioni di ingaggio all'anno, più i bonus facilmente raggiungibili, e taglio la testa al toro, come tra l'altro in realtà noi abbiamo sempre fatto, perché come Manolas quest'anno cominciamo a abbassare già in corso d'opera l'ingaggio, quindi la vedo una scusa plausibile, perché non è che non è vero quello che è stato detto, però anche un po' fragile, cioè facilmente non raggiungibile come il bonus, però facilmente arginabile se tu hai una struttura che lo fa. Facendola metti il precedente, cioè metti il precedente e dici guarda, l'hanno fatto con Mertens, metti che avessimo vinto, l'hanno fatto con questo, tu sei nuovo, cioè 22 anni, sì, hai vinto lo scudetto, calma. In questo il salary cap, che nominano sempre a cavolo in Italia prendendo dall'NBA, ma non studiate, è molto interessante come sistema, perché il salary cap non è solo il tetto salariale, lo spalmamento, è molto complesso, perché c'è tutta una serie di parametri che obbligano praticamente i giocatori a non tirare la corda. Nel senso, Valerio è un nuovo arrivato, è rookie, ha fatto anche una grande stagione, ha vinto l'anello, ma non potrà mai prendere, anche se forse ingiusto, più di Guido, perché Guido sono 10 anni che gioca nei Lakers e quindi ci sono dei tetti anche all'interno delle percentuali del salary cap, no? Quindi tu non puoi sfolare, che ti dicono un rookie non è che arriva a 50 milioni di dollari, calmo. La legacy, cioè il fatto che tu appartieni a quella franchigia da 20 anni, ha un valore. Il fatto che tu sei l'ultimo arrivato, anche se è stato premiato MVP delle final, te lo raddoppia eccetera, ma non è all'infinito. Nel calcio noi non abbiamo queste cose qui e abbiamo 300 milioni di Mbappé. Questo proprio si lega a Mbappé, perché se Mbappé cambiando casacca non potesse prendere quello che gli avrebbero evidentemente offerto, non avrebbe poi avuto la controfferta così assurda. E tu mi hai citato i Lakers e Mario ti dice sarai contento per la serie. La serie sì, la figuraccia dell'anno che hanno fatto no, perché hanno avuto la pessima difesa, sì, sono sempre stati leggendari, a dimostrazione, vedete, poi uno è sportivo sempre, non è che quest'anno sono andati male e tifi un'altra squadra, a dimostrazione che pure una squadra gloriosa, forte, di una città che è glamour come Los Angeles, 2 anni fa vince il titolo e quest'anno non va manco ai playoff. Rispondo io ad Angela. Sì, vai. Rispondo io ad Angela. Guido, come vedresti Fausì nella dirigenza del Napoli? ADL, lo vuoi un dirigente? Sipario. Perché Angela, io ti voglio rispondere, Mertens magari è meglio di Fausì perché parla mezza lingua in più, Fausì è meglio di Careca, fa bene Guido a dire Careca perché ha l'esperienza che il Napoli ha vinto, però ragazzi noi perdiamo tempo finché non avremo un segnale da parte della società, dice ok, ci siamo convinti, vogliamo fare questo passo, vogliamo aggiungere. Ce l'ha ricordato Guido 5 minuti fa. ADL ha detto devo stare a Castelvolturno 3 giorni in più e devo spostare la Filmaro a Castelvolturno, quindi non sembra che stiamo andando in questa direzione. Vogliamo sprecare nomi, facciamolo, io voglio Swok. Ma infatti tu hai detto cose molto giuste, anche con attenzione e garbo che ormai ti contraddistinguono da troppo tempo, per quanto riguarda le ultime conferenze, anche l'ultima di Spalletti. Io mi unisco a quello che hai detto tu, avrei molto apprezzato se il mister, perché qualcosa è successo, fuori, dentro, e io sono un anticomplottista universale, non storico.
Se Spalletti stesso, togliendo il terreno sotto i piedi a tutti noi, avesse detto grande stagione, e i miei ragazzi veramente sono orgoglioso, sono io per primo e noi per primo, come ha detto Menzel, che sappiamo che potevamo, dovevamo, non è richiesto, perché là si deve unire a Guido Gentile, cioè storicamente il Napoli nei 96 anni, quanti sono, ma quasi, non è mai stato favorito tranne nell'88 della Magica, quando poi vinse il Milan. Poi storicamente non è favorito, non è obbligato, non deve, quindi non è... E io e i ragazzi per primi sappiamo dove, e però non ve lo diciamo, lo stiamo studiando, dove abbiamo sbagliato e saranno i primi elementi di studio per incidere per l'anno prossimo. Sipario, hai tolto ogni polemica, nessun complottismo, quel periodo di attacchi, perché tu dici, è giusta l'analisi, hai detto, noi per prima sappiamo che lì siamo mancati e già stiamo studiando, perché ovviamente abbiamo capito che lì e lì siamo mancati. Che c'entra con quello che ha appena detto Valerio in risposta? Di nuovo il presidente. Se lui mi dice, bene, comunque festeggiamo quando fa la conferenza un ritorno in Champions perché era necessario, perché io l'avevo posto come condizione necessaria e sufficiente per continuare, tutto come si chiama, non voglio parlare perché non è il mio ruolo parlare di scudetto, cioè poi è un campo tecnico, la società contenta, però io per primo, subdolando, odorando, sentendo lo staff tecnico, il giocatore della piazza, so, e intanto non ve lo dico, visto che lui non ve lo dice, dove dobbiamo incidere, dobbiamo migliorare come struttura, come società, perché così chiamo qualche altro punto. Sipario, anche senza non dir nulla, no? Perché in fondo non stai dicendo nulla, stai facendo un po' il politico, va bene. Se tu mi dici, io devo spostare, che è una buttata, Phil Mauro, devo essere più presente a Castelvolturno, manco a Napoli, e io mi preoccupo. Mi preoccupo perché significa che tu non hai preso coscienza di quei problemi che ti hanno portato negli anni 13 da Donadoni Mazzari a oggi a essere costantemente prima in tutte le classifiche e seconda solo per punti e gol subiti e non vincere. È evidente che hai detto allora si capatosta, perché tu dovresti dire io dall'esterno ho capito, non sono ingerente per quanto riguarda le questioni di campo, per quanto il confronto congiunto di Spalletti ogni mattina alle 6:30, come faceva l'avvocato Agnelli, che chiamava alle 6:30 del mattino, e Trapattoni odiava la telefonata alle mattine. Però la società da oggi vi dichiara che farà uno step avanti, che può essere una nuova piscina per recuperare le energie, solo questo dopo la partita, come chiese Ancelotti, che è stata fatta, che può essere la vetrata sui campi sportivi, così Benitez può guardare i ragazzini che giocano con lo stesso modulo e adesso non giochiamo più, la primavera gioca 3-5-2 e lotta per non dovesse succedere e noi giochiamo 4-2-3-1, un passo indietro, però no, queste cose vanno fatte se uno vuole provarci realmente, altrimenti io annuncio ufficialmente, sono molto incacchiato Valerio, io voglio vincere l'Oscar. Perché non mi è stato dato l'Oscar? Ho visto che qualcuno si diverte ormai quest'anno, perché voglio vincere l'Oscar. Come i collegi, il presidente vuole vincere. Ho capito, ma io guido, devo fare anche delle azioni propedeutiche che mi portano forse a vincere l'Oscar. Se non lo faccio sto film, come lo vinco l'Oscar? Però lo dico e convinco col mio carisma, con la mia parlantina, Guido vuole vincere l'Oscar, ma è una buttata. Poteva andare meglio, ma poteva Questa anche... è la prima domanda che ho fatto in un articolo al Presidente, non ho mai avuto risposta, la rifarò, detto perché siamo cresciuti così poco, si poteva fare di più, sì, no, perché, eccetera. Giustissima osservazione, quando siamo tornati dalla B alla A ci separavano 49 milioni, adesso potrei sbagliare, c'era una sciocchezza, adesso 300 per dire di milioni, perché loro evidentemente, perché poi nello sport devi fare anche degli investimenti, quindi avere zero debiti con quello, ok, va bene, ma non solo non ti porta a vincere, ma ti blocca un po' il fatturato. E la famosa leva finanziaria che è dall'industria che imbottiglia i pelati
all'industria farmaceutica, tutti ricorrono alla leva finanziaria. Non è, chiaramente è una leva strategica, perché non è che ti puoi indebitare, cioè dipende anche dal tuo cash flow, si chiama, no? La liquidità, dai tuoi valori immobiliari, perché chiaramente se è una società che ha delle forti proprietà, chiaramente ha più potere contrattuale per poter ricorrere a una leva finanziaria. Dice, io non c'ho niente, c'ho solo la mia bella faccia, prestatemi 100 milioni di dollari. Solo Dino De Laurentiis ci è riuscito, almeno lui lo raccontò, che quando è andato in America non aveva niente, disse dovete fidare da questa bella faccia, è diventato un grande produttore, è fallito, è rinato, è fallito, ha fatto capolavori, ha fatto film piccoli per YouTube, ha fatto King Kong, eccetera. Io non so, sono le leggende di questi grandissimi del vecchio cinema, però era molto divertente come lui la raccontava, che praticamente ha costruito un impero iniziando dalla credibilità, ha detto vi dovete fidare di questa bella faccia, però erano anche gli anni 60. E come siamo messi come fatturato a paragone col Milan? No, è molto inferiore. Ma per esempio uno dei punti nevralgici che non si può continuare così è per esempio Pioli, la prima cosa che ha detto Milanello incantevole, c'ha veramente tutto quello che serve per poterci allenare nelle migliori condizioni possibili. Se voi visitate Milanello a Piano Gentile, come si c'è troppa differenza con il centro, che pure nel corso degli anni ha fatto dei lavori importanti e migliorato, però è troppo forte la differenza, nonostante tu ti trovi in una situazione molto più piacevole. C'erano dei video di Mertens in infradito con Jorginho a novembre, dicembre, noi siamo a Napoli qui, e lì Berlusconi fece fare la prima tensostruttura perché c'è la neve, già a settembre c'è la prima neve. Mio amico quando parte, e ci salutiamo, io vado ancora a mare e lui va a prendersi la neve a Milano, cioè vivere a Napoli significa che tu hai 100 giorni in più è un vantaggio, quindi altro che la corrosione salina. Questo è una cosa, lo so, banale, viene detto in tutte le trasmissioni, ma è giusto. Però tu non puoi non partire da un centro sportivo di alto livello. Lui dice ma sapete quanto costa? Ho capito, lo fai un pezzo alla volta, un anno sì, un anno no, su 18 anni i primi 8 te li abbuono, degli altri 10 un anno sì, un anno no, 5 campi li avremmo avuti. Ragazzi, 8 te ne abbuono a DL, degli altri 10 uno sì, non spendi niente, uno no. Non è una richiesta fantascientifica. Stiamo entrando tra l'altro negli ultimi credo 10 minuti, se consideriamo anche il recupero delle partite, ritardi streaming a parte, voi mi farete sapere. Venezia Cagliari ancora sullo 0-0 e la Salernitana 0-4 con l'Udinese, quindi aspettiamo nuovi aggiornamenti. Gilberto ci dice: volevo sapere che ne pensate del Giorgiano che ha preso il Napoli, Kvaratskhelia o Kvaratskhelia l'unica che non hanno ancora detto. A me sinceramente piace molto, anche come carattere sembra a posto. Come fai a sapere, Gilberto, pure il carattere di Kvaratskhelia? Noi al massimo abbiamo visto qualche highlights su YouTube dei gol, delle azioni migliori, e lì si prendono le azioni migliori, non si prendono le partite dove magari era fuori forma e dove ha giocato male. Sapere anche il carattere, voglio sapere come lo sai. Non penso che ci possiamo già sbilanciare. Due cose, io insomma considero Giunto un professionista preparatissimo, serio e anche molta fame, che non significa che non possa sbagliare, perché poi comunque non sono dei robot, sono esseri umani e sono ragazzi, perché tutto quello che uno vive durante la settimana è fondamentale. Vedete il cambio proprio di registro di Lobotka, non può essere Gattuso comunque la sfera privata in ciascuno di noi, soprattutto in giovane età, influisce. Non tutti sono bravi, Valerio, a ottimizzare questioni sentimentali. Solitamente, non voglio banalizzare o generalizzare, però effettivamente certe situazioni ti tolgono molte energie. Il mito del playboy, a parte che oggi è totalmente fuori luogo e fuori moda,
è belle sulle pagine di un romanzo, al cinema, però nella vita reale avere un certo tipo di vita molto stancante, dispersiva. Con questo non è che mi sto facendo i fatti dei calciatori, sto dicendo che appunto sono umani, attenzione, non è gossip, massimo rispetto. Non a caso, se noi andiamo a vedere le carriere importanti di giocatori importantissimi, e citiamone un altro, non sempre, ma di Raul, no? Tutti i giocatori che hanno fatto carriere importantissime hanno, tranne un caso su 1000, cioè, hanno un comune denominatore, che chiaramente, dando per associato il talento, perché arrivare al vertice di essere Raul, Maldini o Pinco Pallino, cioè non sei uno di tanti, significa che hai delle fibre muscolari geneticamente già superiori all'uomo della vai a vedere la famiglia di Maldini, la famiglia di questa, e poi ci può essere il genio, la slogатezza, però lo stesso Maradona, no? Ha avuto una carriera, l'ha detto lui per prima nella famosa intervista documentario a Costurizza, non solo inferiore ma anche più breve rispetto, è un peccato. Quindi sono ragazzi. Napoli è anche come società, non è Milano nel bene e nel male, perché poi se tu ne rimani contagiato nella maniera più bella e positiva, vedi Jorginho, Mertens, può diventare una benzina continua nel tuo serbatoio, o ti puoi perdere. Noi di ragazzi che si sono persi e poi nelle altre squadre detto, ma perché da loro stanno giocando lì? Ce ne sono. E lì torniamo a quello specchietto che ho fatto vedere, è fondamentale avere almeno un minimo di ossatura, quindi dovremmo capire chi rimane. Se rimangono in due, considerando che sono umani, che tu non puoi andare d'accordo con tutti, che tu non puoi essere sempre presente con tutti, nel senso, noi non possiamo chiedere a Koulibaly come a Mertens di essere presente con 20 giocatori su 20, perché poi il loro tempo hanno anche loro problemi di famiglia, la suocera non sta bene e il figlio dobbiamo scrivere al nuovo, dove le scriviamo? Al classico, allo scientifico, secondo te? Cioè, noi li vediamo solo come giocatori e quasi sentiamo un senso di stupido di appartenenza, sono nostri, ma invece no, sono esseri umani che hanno la loro vita e come professione giocano a pallone piuttosto che fare il dentista. Però il resto della giornata sono uguali. Billy Wilder, per smitizzare l'attore, diceva, quando noi consideriamo miti, diceva questa frase, Valerio, si infila un pantalone e una gamba per volta come te. Allora, Koulibaly, veramente un dio greco, però si infila i pantaloni una gamba per volta come Guido, era una frase di Billy Wilder. Ecco, quindi tu la certezza assoluta ora come non ce l'hai, puoi avere delle immagini dove ti sembra un'ira di Dio e poi si perde, e avere dei giocatori guida, tutti l'hanno detto, i giocatori chiave l'hanno detto, anche chi è andato fuori da Napoli, ma anche Fabio Ruiz, come Mertens, spesso hanno detto ci ha molto aiutato a inserirci, non solo con la lingua, nei luoghi giusti, perché è importante andare nei luoghi giusti. Tu sei nuovo, in buona fede, vai a una pizzeria, mangi, sei anche contento, no, e poi il giorno dopo nei camorristi Fabio Ruiz è andato, vedete, e quel povero Cristo che non conosce la città, come se tu andassi a Valencia, no? Detto, uno dice non conosce niente, sei tutto contento che hai mangiato la paella, no? Come si chiama, e scopri che invece è in totale buona fede. Allora dici guarda che lì sì, ti segnalo io, c'è una saletta privata, sono di nuovo energie, perché poi tu ti devi giustificare con la società che ti fa la cazzata, una multa, come si chiama, sei nervoso nell'allenamento perché ti scoccia aver preso la multa, a ciascuno di noi scoccia, soprattutto un bravo ragazzo che non viene per essere accusato di essere favoreggiamento, quindi calma e pazienza. Un po' di prudenza e cautela. La donna diceva cautela. Per le giocate che faccio prova sempre, ti ripeto Gilberto, qua, ho fatto cadere tu, a parte il livello del campionato, anche in nazionale ha fatto vedere delle cose interessanti, però non vediamo le partite. Tu non hai visto tutte le partite di Kvaratskhelia, abbiamo visto solamente le volte in cui ci prova, quindi non. E volevo prendere un po' di messaggi di Mister Saivo
che stava paragonando un po' la situazione Milan-Napoli, ha detto con Bennacer hanno vinto il campionato. Allora, su Bennacer uguale a Demme io non sono proprio d'accordo, a parte che Bennacer è molto più giovane, credo che abbia il piede, io sono innamorato di Demme, mettiamolo come peronista, perché credo che tu non ci conosca. Sono innamorato di Demme, ma credo che Bennacer abbia più qualità e abbia più prospettiva, perché è più giovane, eccetera eccetera. Però ho capito da dove vieni, perché dice sono incazzato nero, dopo Verona, Empoli, non mi passa, sto inguaiato proprio. Quindi stai paragonando ancora questa storia di Napoli-Verona e quindi vuol dire che non sei dei nostri. Benvenuto, caro amico mio. Noi il minuto di Collera l'abbiamo superato. Bravo, spieghiamolo, perché noi dobbiamo andare avanti, perché altrimenti l'anno prossimo sarà, quale squadra sarà? Sarà Napoli, se si salva, ecco, sarà Napoli-Salernità e parleremo di quella partita strana che abbiamo fatto con il Torino, e proprio con il Torino non abbiamo vinto nel momento decisivo. Ogni anno ce ne sarà qualcuno, noi cerchiamo di andare un pochino oltre, altrimenti se ci blocchiamo sulle partite singole non superiamo più, e vedi, ti senti male, stai inguaiato, un minuto di collera dopo la partita che è andata male, dopodiché cercare di fare analisi per vedere se si può migliorare. Questo è proprio un consiglio. E ti chiede Ever, è uno scenario plausibile la lotta per il quarto posto con la Roma l'anno prossimo? Assolutamente, secondo me sì, dovrebbe essere la squadra che prova a fare qualcosa di molto in più, scusate la bruttezza di questa espressione, che fare qualcosa in più rispetto a quest'anno. Quest'anno alla fine Mourinho ha fatto un punto in più rispetto al disastro di Fonseca, che è arrivato anche in semifinale di Europa League, ha perso quasi sfiorando il miracolo del recupero con Manchester United. Quest'anno la Roma ha fatto la Conference League, che è nettamente inferiore come squadre affrontate, cioè alla fine solo l'Leicester in semifinale. Però ha dei giovani interessanti, Mourinho è ambizioso, quest'anno ha costruito anche una dialettica e vediamo come l'aiuta la società, perché non è che poi ha avuto tutti questi torti, però ha fatto il martire. L'anno prossimo, dando per scontate quelle tre, non perché bisogna dare per scontato uno della vita, però insomma, non prendiamoci in giro, con un Milan che può pagare un po' dazio, perché il Milan, essendo in prima fascia, io l'avevo preannunciato questa cosa, ci sarà lo champagne della squadra sorteggiata col Milan, perché in realtà il Milan è in quarta fascia, quindi è una squadra di quarta fascia che si trova in prima fascia perché ha vinto lo scudetto. Questa è una cosa che a me non mi è piaciuta, non mi è piaciuta della riforma. Io avrei mantenuto le fasce, quelle che in base al regola si finiscono quelle, invece chi vince il campionato è per diritto in prima fascia. Solitamente vincono anche le più forti, quelle che comunque stanno tra la prima e la seconda fascia. Noi abbiamo questa cosa qui, si è visto l'Inter l'anno scorso eliminata subito. Pronto? Pronto? Sì. Sì. E quindi potrebbe pagare un po' per provare a fare una Champions League più di alto livello, anche perché ce l'hanno nel DNA, ne hanno vinte 7. Però Inter, Milan e Juve sono quelle più accreditate. Vediamo la campagna acquisti del Napoli, però questa posizione, per ora sembra che ce la giochiamo con la Roma più che con l'Atalanta, che doveva ripartire, però bisogna vedere quanto rapidamente l'Atalanta riprende il passo, chi sarà il nuovo allenatore. Vediamo un po', perché insomma è appena finito il campionato, però la Roma è in asse di partenza, non dovrebbe fare un campionato da sesto posto. Mourinho deve tornare in Champions, d'altronde gli investitori sono seri, quelli del c'è stato anche un passaggio interessante, che pare vogliano uscire dalla borsa, cioè non essere più quotati in borsa per avere più libertà di movimento. Insomma, la Salernitana si è salvata con ancora più basso il punteggio. Sì. Con 31 punti, quindi non servivano 32 punti. Pensate quanto è stato, sì, sono finite.
il Cagliari non è riuscito a battere il Venezia. Se avessimo Ma il vinto... Cagliari non doveva essere la squadra che ci consegnava lo scudetto, vi dico io, che batte l'Inter, il Milan, la Juve. No, mi ricordo male io, ricordo male. Contento per la Sanità, anche se la partita di stasera non l'ho capita. E Sara, se la rincorsa si paga, sono esausti, hanno fatto anche una serie di partite tutte ravvicinate perché hanno dovuto recuperare le partite rimandate. Quelle due partite lì non è una squadra, le squadre che lottano per retrocedere non sono abituate fisicamente e mentalmente di avere, ci sono dei turni infrasettimanali, sappiamo, per il campionato, però non hanno le coppe europee, escono subito alla Coppa Italia, quindi quando si è trovato a recuperare quelle partite, che ha fatto anche molto bene. Oggi come sarà andata? Poi non l'abbiamo vista con Valerio, quindi siamo ignorantissimi. Probabilmente hanno preso questi gol, ti cada proprio totalmente tutto il mondo addosso e crolli dice è finita, perché speravi Pensa un di... po' il sollievo con un 4-0, sentirti comunque salvo e sapere che ti sei salvato. Guido, posso farti una domanda? Ragazzi, siamo a 3 ore di live, quindi prendo le ultime 2 o 3 giusto, quindi sfogatevi nel finale. Si può vincere senza avere passione per la competizione sportiva? Vediamo se capisci. La domanda è ironicamente pungente. Ragazzi, non vi fate fregare da questa schiera, dice, volgarissima, pappone, l'altra schiera, il miglior presidente, anche perché noi abbiamo inaugurato qualcosa di dirompente, poteva andare meglio, cioè sto fatto che non bisogna chiedere, pretendere nulla, chiedere che uno presidente sia tifoso, già che sia un buon presidente, innanzitutto che non dica parolacce, cioè, domanda, un'altra delle domande che farò: perché il Napoli fattura così poco dai diritti d'immagine, visto che è la società che impone questo vincolo, che può essere anche penalizzante per arrivare a un certo profilo di calciatori? Beh, a questo punto lo devi valorizzare questo tuo elemento di differenziazione rispetto agli altri, cioè i diritti d'immagine devono arrivare 10, l'anno dopo 15, 17, 20, 25, dopo tanti anni non può essere sempre 4, 4, 7, 5, 4, 8, eccetera. Cioè i diritti d'immagine fruttano troppo poco. Non sto evadendo la domanda, sto dicendo che più che la passione del tifoso, tu puoi anche essere un manager, uno squalo. Romiti, che è stato l'uomo più importante della Fiat, quando Agnelli non la diede, era uno squalo come manager. Io non penso che avesse la passione, però sapeva fare benissimo il suo lavoro, come spesso nella finanza, come può essere nell'editoria. Quindi, ad esempio, ogni anno tu dovresti fissare degli obiettivi con i tuoi, che non è solo sportivo, con i tuoi collaboratori, e dovrebbe essere di più. Ha detto, quest'anno abbiamo aperto il canale YouTube, lo apriamo con 1 milione di iscritti, l'anno prossimo voglio raddoppiare. L'anno prossimo si va, siamo arrivati a 1.008.000. Quelli dicono, presidente, tutti i grafici, e lui dice, però il nostro obiettivo era raddoppiarlo. Perché non l'abbiamo raddoppiato? Presidente, perché pensavamo il mercato cinese, siamo lenti nelle traduzioni per quanto riguarda... allora serve forse una figura, perché siamo aumentati di più di quanto il previsto come indice nel mercato statunitense, ma almeno sto facendo degli esempi concreti. Però tu parti da, e così lo stadio, e così tante cose, no? Tu fissi degli obiettivi e tutti questi obiettivi fanno crescere non solo il fatturato, il prestigio, ma la capacità penetrativa e contrattuale, che non è solo di contratti di un giocatore, ma di contrattuale, che tu, se devi sbattere i pugni sul tavolo, sbatti i pugni sul tavolo perché hai detto, guarda, io non ho vinto i 50 scudetti quanto sono della Juve, ma ormai sono una società credibile perché questo, e perché ho un trend in aumento, anzi un andamento, parliamo italiano, non inglese, in tutti questi indici. Quindi più che la passione, che non sempre è accompagnato da determinati presidenti, perché noi vediamo solo il calcio, ma ci sono tante realtà. Quello che posso dirti è che sicuramente in tutti gli sport non vince chi non vuole vincere, cioè le vittorie non sono mai frutto del caso, ma sono frutto di una costruzione, di esperienza. A volte può capitare che un anno dove lo meritavi di più perché veramente eri più forte e non hai vinto perché non sei il campione, qualche anno dopo
hai vinto pure se non ti aspettavi, perché sentivi che l'Inter ha più, ma non per caso, non per fortuna, non perché è capitato del cielo. Quindi questa è la condizione proprio necessaria per vincere in tutti gli sport. Cioè, tu non è che vuoi vincere, devi voler vincere, devi costruire la vittoria. Cioè il tennista dice: dove sono debole? Sulla seconda palla di servizio. Non posso pretendere di avere sempre il 91% di percentuale sulla prima di servizio. Mi capiterò delle giornate dove sono un po' falloso sulla prima di servizio, mi capiterò di dover servire il mio svantaggio, il vantaggio dell'avversario sulla palla break, sulla seconda di servizio. Devo rinforzare la seconda di servizio e quindi rinforzi la seconda di così. Non vinci quell'anno a Wimbledon, vinci 2 anni dopo. È così. Quindi lo attaccate sempre sulla passione, quando non si deve attaccare innanzitutto nessuno, ma lo si deve stimolare su le mancate crescite. È totalmente diverso. Vabbè, il livello è troppo alto. Questo è l'errore, perché poi risponde in un certo modo, a volte anche andando su le righe, a volte c'ha ragione, sulla difensiva e facciamo il gioco delle parti. Invece uno dice: Presidente, è tutto vero quello che dice lei, per esempio sul fatto delle magliette. Vogliamo sapere i dati di vendita delle magliette, non mi interessa sold out, cioè l'anno scorso abbiamo venduto 1 milione di maglie, voglio vedere le percentuali negli Stati Uniti, in Cina, come si chiama. Quest'anno abbiamo venduto 1,5 milioni, voglio vedere, perché poi casomai tutti i mercati sono andati in passivo, ma c'è stato un raddoppio della Cina che ci ha fatto, non lo so, non li conosco, non ce li dicono, ci ha fatto andare in passivo. Però lì ci sarebbe bene la Cina, però perché abbiamo perso credibilità e competitività negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Argentina, dove dovremmo essere fortissimi? Noi dovevamo rafforzarci in queste e avremmo avuto ancora di più come vendite, perché avremmo usufruito del raddoppio della Cina, non solo avendo mantenuto quote di mercato nelle altre nazioni, ma avendo aumentate anche del 2%. Queste sono le domande, ragazzi, serie, che lo metterebbero non in difficoltà, anche di fronte a degli stimoli diversi, perché non potrebbe più uscirsi con le parolacce. Io voglio vedere i dati nazione per nazione, per continenti, in base a tutti gli anni, in base a tutti i modelli, perché così capisco perché un modello non funziona. Queste sono cose, perché quello comunque non è solo fatturato, come posso dire, è l'immagine, è potere penetrativo, perché se tu giri il mondo e in ogni parte del mondo capita di trovare un bambino cosa con la maglia di Messi, e comincia a avere tanti bambini con la maglia del Napoli, è potere penetrativo. Il punto è che non è che non ci sia questi famosi 160 milioni, 163, 83 milioni, c'è un famoso film, non voglio citare di che cosa voleva vendere il protagonista, che a un certo punto dice, perché è una cosa che non amo molto, visto quello che stiamo vivendo, però lui a un certo punto dice: tot percentuale della nazione ha queste cose qua. La mia domanda è: perché il resto no? Io devo vendere il resto. Ecco, 163 milioni di... Io voglio vedere ogni bambino con la maglia del Napoli, in ogni parte del mondo. Guido, immagino che tu sei stato già carinissimo. Tornerò, non vi preoccupate, poi richiamo, scusate la... no, vai, non ti voglio... Queste sono... E su tutti i campi, ragazzi, sullo stadio, sui social, che per esempio, come faceva notare Valerio, certe cose sono gratis, come la buona educazione, cioè non dire parolacce, non devi accettare il fatto che ma no, non c'è i soldi, il fatturato, voi pretendete il centro sportivo, però noi su ogni voce stabiliamole 5, 6, 7, senza mettere in mezzo lo stadio, il museo, cioè, partiamo da quelle più accessibili, quelle più fattibili, quelle più economicamente realizzabili, perché non ti espongono a indebitamenti. Vogliamo vedere la crescita costante, perché da quella poi tu costruisci. Ultima domanda per te e ti ringrazio e ti saluto. A prescindere dalla passione o non passione, non pensate semplicemente per il suo ego vincere per lui sarebbe comunque un godimento infinito? Chi lo mantiene? Non credo, non è un uomo che è interessato a quello. Questo è l'errore che è sempre stato fatto. Da quel poco che
anche perché 18 anni sono tanti e sinceramente io non credo vinceremo, con questa società non vinceremo mai. E non è disfattismo, non è cattiveria, non è parlare male di questa società, perché dobbiamo sempre contestualizzare storicamente le cose. De Laurentiis si è trovato in un momento, io insisterò all'infinito su questo punto, di estrema debolezza del calcio italiano, debolezza di tutte le grandi società leader nel corso degli anni, debolezza dei vertici societari, debolezza dell'Italia su 4 mondiali che fa schifo. Ragazzi, che significa tante cose, significa anche un'attrattiva di allenatori meno bravi, di giocatori meno bravi. Mourinho però vedete quanti esoneri negli ultimi anni, quindi un allenatore un po' zoppicante nei grandi campionati stranieri. È chiaro che in Italia, come i vecchi leoni ormai in tramonto della loro carriera, in Italia fanno faville. E quindi se tu non riesci a vincere in un momento di debolezza di tutto il sistema, non della Juventus, la Cernia nemica, non di tutto il sistema, quando ti ricapita, molto difficile che tutto il sistema sia così debole. Io credo che se tu volevi vincere, soprattutto i primi anni, bastava veramente poco, ma poco, non solo come investimento di soldi di giocatori, proprio poco. Ma questa è la paura, per questo secondo me la gente sta molto avvilita, perché c'è questa paura, consapevolezza che queste occasioni, come ne sono capitate un paio, non ricapitino più. Sì, perché per esempio quest'anno, che ne ha detto a Spalletti in conferenza, ti sei trovato, l'analisi quando ho detto uno non sbaglia negli anni, in un momento di fine ciclo e inizio ciclo, dove tu pure se inizio ciclo ti potevi inserire, sfruttando il fatto che è vero che ci sono delle cose nuove, però avevi dei giocatori che è vero che non avevano vinto, che stanno insieme da tanti anni, perché l'Atalanta era a fine ciclo, la Juve inizio ciclo e lo paga. Detto, l'Inter e il Milan sono quelle che stanno, una deve iniziare il ciclo e quindi ha zoppicato, l'altra Maldini lo sta iniziando, tutte le altre non esistono, Lazio, Roma, 7 sorelle. Quindi diciamo tu avevi 2 avversari di fatto, Inter e Milan, più o meno, quando diceva l'amico Benino, ma chi dice che sono più o meno, cioè forse siamo un po' inferiori, e anche qui io non mi trovo con i calcoli, perché se tu accetti l'idea che tutti quanti dicono che abbiamo la rosa più forte competitiva, allora è venuto meno chi? L'allenatore, la società. Se non siamo competitivi, allora sono più forti loro, come sia, cioè, dobbiamo un po' far pace col cervello. Però comunque lo scarto tecnico con queste squadre non era abissale. Questo lo dobbiamo dire con grande serenità. Forse avevamo qualcosa in meno. Quel qualcosa in meno che tu con un po' di mestiere, perché sono tanti anni che giochi insieme, un po' di entusiasmo, con un po' di furbizia onesta, di cattiva sportiva, forse potevi colmare. Forse, io non sto dando per certo, detto, però lo potevi colmare, se non mi contraddirei pure io, le 7 condizioni. Detto, tu sai che servono queste 6, forse sono 6, forse 5, lo puoi colmare. Detto, beh, siccome noi siamo lì con la rosa, qua dobbiamo essere leader. Allora, quest'anno la comunicazione cambia perché noi dobbiamo essere leader, non dobbiamo sprecare nulla, energie e per quanto riguarda la questione arbitrale, dobbiamo essere, non vigiliamo lì, avere un approccio diverso, serio, credibile, ma tempestivo. Non possiamo far passare il campionato perché stiamo lì punto a punto, e tutte queste cose che abbiamo già detto non c'è stato. Detto, quindi sempre andare in profondità nell'analisi, non Napoli-Verona, cosa lì. È chiaro che se tu dici ma la comunicazione a fine anno addirittura non possiamo dire che è migliorata, è tutte quelle cose lì. E certo è che c'è una generazione forse non più romantica, e questo è dovuto sì alla domanda sulla passione, qua l'accetterei, e quindi non ha più quella gioiosità che contraddistingueva l'essere tifoso napoletano, che era in questo diverso da tutti gli altri tifosi, nel senso era gioioso solo perché era tifoso napoletano e la vittoria era qualcosa in più. Ci rimanevi male per la sconfitta, la domenica, il malumore, da lunedì ripartivi perché già parlare con gli amici ti metteva gioia. Invece si è costruito, questo forse è il grande difetto di questa società, un tifoso molto simile alle altre società, quindi triste,
umorale, frustrato non per gli amanti, il capo ufficio, frustrato perché sono 18 anni di non vittoria, quindi non c'entra niente il capo ufficio l'amante. E questa è la grande sconfitta di questa società, che ha denapolizzato il napoletano, rendendolo uno Juventino 2.0 senza le vittorie del Juventino. Questa, mi spiace dire questa cosa che potrà rendere antipatica, ed è la grande sconfitta, perché noi nel corso delle nostre storie potevamo vincere 1, 2, 3, 4, 5, 7 scudetti, sto esagerando, però la passione non è mai venuta meno, e non intendo solo durante lo stadio virtuale, ma proprio durante la settimana. Questo staccamento, malcontento, delle contestazioni ci sono state, noi abbiamo avuto anche negli anni passati, molti anni addietro, squalifiche del San Paolo, non è che tutti santi, però la cosa più triste è la arrendevolezza. Questa non... perché poi le passioni vanno alimentate. La forza napoletano ha avuto questa caratteristica unica al mondo di autoalimentarsela, cosa tutte le passioni hanno il loro arco, no? Vi feci vedere il numero nano da quando è stato costruito il San Paolo, tranne 2 anni, sempre stato primo nella classifica spettatori e non ha vinto scudetti, quindi non gli anni che ha vinto primo, fece un bell'articolo. Ha fatto anche anni di mediocrità assoluta, di campionati di nulla, anni dove lottava per non retrocedere, quindi non era, vedete, legato al risultato, altro, ha fatto solo quando tu stai per vincere, riempi lo stadio. Questa cosa qui è un discorso complesso, poi affronteremo, però sono 18 anni, sono tanti, Valerio, io capisco tanti tifosi, ci sono tifosi che sono nati, penso a Leo, a Mario, con questa società, e devono avere un orizzonte. Quando io parlavo ho sentito nominare anche in trasmissione e anche da Spalletti, l'orizzonte, lo voglio chiarire, non è fatto lo scudetto, è un orizzonte anche di speranza, è un orizzonte di credibilità e di sistema di essere una società di calcio. Detto, se solo lo scudetto è un orizzonte, sicuramente con un obiettivo lo scudetto, però anche troppo miope, perché o quello o niente. Siccome non è il documentario All or Nothing, diventa rischioso un autogol, soprattutto se tu sei il Napoli, avere l'unico orizzonte lo scudetto. E l'orizzonte può essere, e ve lo dico per esempio, questa famosa crescita in tutte le cose, dove tu dici io sono comunque felice di fare 2-3 campionati, 7, 80 posto, perché mi sono divertito, ho visto dei giovani ragazzi forti, che poi sono andati a vincere Real Madrid, ma io avrò la soddisfazione di detto, quel giocatore l'abbiamo creato noi li abbiamo visto fare i primi gol pazzeschi, adesso vince, tutto il contrario, no? Mannaggia, no, siamo noi che ve l'abbiamo creato, come si chiama. Questo è un orizzonte. L'orizzonte ha detto, adesso porto mio figlio il giovedì agli allenamenti, perché sono aperti gli allenamenti al giovedì, perché finalmente c'è un certo sportivo, cioè avere un orizzonte. Qual è la mia domanda? È stata da Valerio, mamma mia quanto sono stato lungo oggi, quante cose però sono successe questa settimana. Io voglio capire qual è il nostro orizzonte sportivo, che non può essere ridotto allo scudetto dei risultatisti Don Fabio Versatile ci insegna, e deve tornare a essere l'orizzonte che ha caratterizzato l'essere tifoso azzurro, che è quello di godere tutta la settimana di essere tifoso azzurro. Cioè, prima di Maradona Napoli non aveva mai vinto uno scudetto e noi non eravamo risultatisti, ce l'hanno pure sciuppati, quindi poi li abbiamo vinti e quindi abbiamo imparato che si può anche vincere e si può anche perdere la delusione del secondo scudetto, però i risultati fu dura. Ecco, noi dobbiamo avere un orizzonte sportivo ampio che si costruisce mettendo come si chiama, i mattoncini Lego, un pezzo qua, serve il pezzo da 2, i mattoncini Lego, sapete, c'è quello da 2, da 4, quello sottile, il tetto, la fine. Allora, facciamo la metafora, visto che i processi preferisco quella più costruttiva. I mattoncini Lego, i nostri saranno bianco-azzurri,
lasciando un po' da parte le magliette multicolor, e quindi ogni anno vogliamo comprare e mettere un mattoncino. Adesso sembra tutto lontano, e invece è anche gustoso vedere un mattoncino che cresce. Fra 5 anni tu ti guarderai indietro e dici: vedi che bella casetta, mi ricordo quando abbiamo messo i primi mattoncini. Però dobbiamo cominciare a mettere questi mattoncini, e non si mettono con le parolacce. Signore e signori, io ringrazio Guido Gentile e lo abbraccio. Grazie a voi, scusate le lungaggini, pessime, però spero che qualcuno, soprattutto i nuovi, entri in questo meccanismo che è un po' più profondo, soprattutto se uno non si sofferma in queste bocciature trancianti. C'è chi lo voleva cacciare Pioli e chi voleva cacciare dei tifosi milanisti e interisti, Inzaghi e Bournemouth. Uno ha vinto lo scudetto e uno ha vinto 2 coppe. Parliamo di società che hanno tantissimi uomini, adesso anche donne che lavorano nello staff medico, marketing, società. Far funzionare una società così complessa è un po' più facile del Gattuso out, cioè un po' più difficile, anche più affascinante, più complesso, e ci vuole professionalità. Dire Gattuso out, Pioli non è buono, Inzaghi un fallito, come si chiama, è di quelli che rompono i piatti. Non va bene. Un abbraccio a tutti e ricordiamoci agli agenti immobiliari indaffaratissimi in questo momento, indaffaratissimi, 24 ore al giorno. Avete tutto il mio sostegno di cuore. Guido Gentile, e infatti ci dicono proprio che comincia il momento triste. Chi l'aveva detto? Luca, il periodo brutto, perché adesso comincia il calciomercato con le notizie finte. Signori, allora Guido, per questo in chiusura, perché l'avevo visto, Guido è un giornalista, è un critico cinematografico. Trovate Guido, per chi non lo conoscesse ancora, trovate il suo canale YouTube Guido Gentile Piano Sequenza qui su YouTube, e rispondo a Principe dei Bellini. Scusate, domenica prossima in The Live, non so se sarà domenica, ma un appuntamento, non so se settimanale o un paio a settimana. Io non mica mi mollo, ci sentiremo sicuramente, dovremo analizzare delle cose, vorrò avere degli ospiti, quindi non vi preoccupate, non mollate, che io non mollo. State iscritti al canale Telegram, seguite tutti i video continuamente. Lo so, il calciomercato fa paura, lo so, preoccupati per la prossima stagione, lo capisco. Noi andiamo sempre prudenti, ragazzi, perché non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro. Qualcosa la possiamo intuire, l'abbiamo un pochino intuita, però aspettiamo sempre Bezos. Dove sta la sigla? Perché è finito il campionato. Brava la Salernitana, bravo il Milan, bravi anche noi un pochino, perché ha detto siamo sempre, però pure scarsi gli altri. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati Bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel